Buongiorno e buon martedì, eccoci puntuali come sempre alle 12 con il primo appuntamento dell'informazione di Antenna 3 qui per raccontarvi i fatti più importanti della giornata. Anche oggi molta cronaca in primo piano e poi c'è la politica naturalmente, perché ieri alle 20 è scaduto il termine per la presentazione delle liste dei candidati alle politiche del 25 settembre, esclusi new entry, volti nuovi, volti vecchi della politica. Insomma, la discussione e la campagna elettorale è già entrata nel vivo. Parleremo di questo tra pochissimo con un servizio riepilogativo con tutti i nomi degli esclusi e dei candidati, ma vi faccio subito vedere il sondaggio, perché in queste elezioni, come sta accadendo ormai negli ultimi anni, nelle diverse tornate elettorali, c'è uno spettro che aleggia sulle urne ed è quello dell'astensionismo. E allora vi chiediamo di rispondere proprio a questo sondaggio. Incubo, astensione, voi andrete a votare? Una domanda semplice alla quale vi chiediamo proprio di rispondere. Se intendete rispondere sì, numero da comporre lo 0422 1626 691. Se la risposta è no, il numero è lo 0422 1626 690. Vi ricordo, la chiamata è gratuita, è sufficiente uno squillo perché la vostra risposta venga correttamente registrata. Vi ricordo inoltre che anche se sentite occupato, non preoccupatevi, perché il vostro voto verrà, la vostra risposta verrà registrata dal nostro centralino. L'esito questa sera nel corso di Ring tornato con un doppio appuntamento il lunedì e il martedì in diretta su Antenna 3 a partire dalle 21:15 come sempre. Intanto vediamo se riusciamo a collegarci con Palazzo Balbi, dove è in corso il punto stampa del presidente Zaia, che sta presentando delle importanti novità per quanto riguarda l'amministrazione delle carceri. Vediamo un attimo di sentire il tema che si sta affrontando e poi torniamo in studio. Proprio perché sono in corso ristrutturazioni, hanno una capienza diminuita rispetto alla capienza reale. È un pochino come i dati della borsa, sono sempre fluttuanti, cambiano di momento in momento. Ovviamente cosa comporta il sovraffollamento? Il sovraffollamento comporta una vivibilità minore all'interno degli istituti, cioè con maggiori difficoltà, no? Minormente non aiuta questo, ed è il primo passo. Io mi sto impegnando insieme al mio staff a ristrutturare gli istituti, non tutti gli istituti, per esempio del Veneto, camera, le docce non sono, voglio ricordare che non è un lusso avere le docce in camera, è anche un modo per stemperare le tensioni e poi un grande gesto di umanità. Pensate, in una stagione calda come questa, dover chiedere di uscire dalla stanza detentiva e andare nelle docce in comune. Quindi questo è un punto, insomma, che secondo me va sottolineato. Addirittura nelle parti che stiamo ristrutturando chiedo che venga messa l'aria condizionata. Ripeto, non è una sciccheria, sappiamo che le temperature stanno sempre aumentando, come garantiamo il caldo d'inverno? Dobbiamo garantire il freddo d'estate. E ricordiamoci un'altra cosa, che i luoghi di cui sto parlando non sono soltanto luoghi dove le persone vengono detenuti, ma sono anche luoghi di lavoro, ed essendo luoghi di lavoro, proprio ricollegandomi poi alle aggressioni, sicuramente se la detenzione è migliore, cala anche le tensioni, calano anche le aggressioni. Sì, ci sono le aggressioni, è ovvio, all'interno degli istituti penitenziari, soprattutto gli istituti penitenziari del nord, c'è una popolazione che è proprio l'ultima degli ultimi, ha degli agiti aggressivi, sì, ce li ha. Cerchiamo di fare in modo di preparare sempre di più gli operatori le reazioni, perché come ricordava il Presidente, ringraziando tutti coloro che lavorano all'interno degli istituti penitenziari. Il lavoro dell'istituto è difficile perché si è a contatto con che molto spesso insultano, molto spesso provocano. Noi stiamo lavorando proprio su questo, evitare le provocazioni, evitare l'insulto, cioè cercare di prevenire quelli che sono i bisogni per quello che c'è possibile. Sì, i turni durante il periodo estivo e quando c'è carenza di personale da 6 ore passano ad 8 ore. Per fortuna è previsto nell'accordo quadro
Tutto questo viene fatto anche perché cerchiamo di coniugare quelle che sono le esigenze del personale con le esigenze dell'amministrazione. Quindi se ci sono lavoro in straordinario è proprio per dare la possibilità al personale di andare in ferie, di avere i riposi e quindi di recuperare il proprio stato psicofisico. Protocollo, arriviamo invece all'argomento di oggi. Il protocollo prevede, non so Presidente se posso anticiparlo, prevede l'assunzione di 4 funzionari che dovrebbero lavorare all'interno delle case circondariali e della casa di reclusione del Veneto. Sono funzionari che si affiancheranno ai nostri funzionari giuridico-pedagogici, significa ai nostri educatori, proprio per fare un lavoro insieme più accurato su quelle che sono le competenze lavorative delle persone detenute. Questa è un'idea appunto che abbiamo elaborato insieme proprio per dare una risposta concreta a chi si deve preparare all'uscita dal carcere ed essere reinserito nella società. Quindi i funzionari sono assunti dalla Regione? Sì, i funzionari assunti dalla Regione. Abbiamo insieme, proprio per non calarli in un contesto sconosciuto, di fare anche una formazione di queste persone che verranno affiancate poi dai nostri funzionari giuridico-pedagogici, tradotto in linguaggio diciamo non tecnico, educatori. Ed essendoci una dotazione finanziaria di 200.000 euro circa, si tratta di assunzioni a termine? Sono a termine, sono previste per 3 anni. Veneto lavoro. Le fa Veneto lavoro. Durante lavoro per 3 anni? Sì. Sì, per 3 anni. Considerate che questo noi lo consideriamo un modello che poi verrà replicato a livello nazionale. Io li ho definiti dottoressa facilitatori, no? Del percorso. Prego? No, ma questi fanno un altro lavoro. Però volevo fare anch'io una domanda se posso, ma che è una domanda che farei, no? Leggendo l'articolo domani o vedendo la TV stasera, cioè mi farei questa domanda. Noi abbiamo i carceri femminili, lo abbiamo anche salutato prima. Cioè, quanti bambini ci sono ancora con le mamme nei carceri? Nessuno, in questo momento nessuno, per fortuna. E fino a che età possono rimanere? Allora, loro possono rimanere fino ai 6 anni. Quindi ad oggi noi non abbiamo nessuno. Non abbiamo bambini. Quando li abbiamo, per fortuna una serie di convenzioni per cui i bambini stanno il meno possibile in carcere, proprio perché non vogliamo che vengano istituzionalizzati. Questo è un lavoro che stiamo facendo da anni. Questo è un grosso dramma. Per fortuna la struttura è una struttura che per esempio ha un'entrata sua propria, per cui anche il bambino non si rende conto dell'impatto carcerario. Lavoriamo tanto sui minori, facciamo tanti percorsi per la genitorialità delle persone detenute, cioè c'è un lavoro, diciamo che è una mini città, gli istituti penitenziari sono mini città dove cerchiamo di fare il più possibile perché le persone che passano, che transitano da noi poi possano intanto conoscere un'alternativa di vita, perché tante volte davvero solo con l'amministrazione penitenziaria hanno quello che è l'avviamento al lavoro, sono persone che non hanno mai lavorato. Quindi questo lavoro di impegno e soprattutto che sono l'anello debole e poi di tutto quello che i loro genitori hanno fatto, c'è un'attenzione, questo lo posso assicurare e voglio dire, ricordarlo davanti a tutti, anche grazie al volontariato, al terzo settore che è che in questa partita, perché il carcere deve essere una partita collettiva, cioè non è una partita dell'amministrazione penitenziaria, ma come appunto dicevo in questa partita della popolazione, se vogliamo poi anche Grazie. Altre domande? Silvia Madiotto del Corriere del Veneto. E questo progetto riguarda anche i carceri minorili o se sono al progetto. domande? Un dettaglio che non ho... Presentatevi. Silvia Madiotto del Corriere del Veneto. Se questo progetto riguarda anche i carceri minorili o se sono esterni al progetto. No, non riguarda i carceri minorili perché non è competenza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è un altro dipartimento, quindi compete soltanto i carceri del Veneto per adulti. Altro?
Sì. Nome e cognome, testato. Antonella Manna di Telenuovo. Senta, volevo chiederle, allora il protocollo viene siglato tra la Regione Veneto e il Ministero della Giustizia o no? Insomma, c'è anche una compartecipazione. Poi, in merito alla situazione più difficile che si è creata all'interno delle carceri per il Covid e quindi l'impossibilità per i detenuti di incontrare le famiglie, i figli, eccetera, eccetera. Qual è la situazione ad oggi? Che tipo di aperture anche con l'arrivo dell'autunno pensate di concedere? E su una proposta che leggevo la settimana scorsa, una serie di associazioni che gravitano e lavorano all'interno del carcere Due Palazzi di Padova lanciava la proposta per una maggiore civiltà all'interno degli istituti penitenziari di telefoni all'interno delle stanze dei detenuti delle celle sulla stregua di esempi che sono già in atto in alcuni paesi europei. È possibile? Allora, Ministero della Giustizia, allora il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è uno dei dipartimenti del Ministero della Giustizia, quindi la firma viene fatta col Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per il Triveneto, che fa parte appunto del Ministero della Giustizia, è uno dei dipartimenti. E quindi questo, diciamo, è la spiegazione formale. Invece per quello che riguarda i colloqui con i detenuti, allora i colloqui dei detenuti con i loro familiari e con gli operatori durante il periodo del Covid non sono stati sospesi, cioè sono stati sospesi i colloqui visivi di persona, mentre ci si è attivati subito dall'inizio attraverso colloqui da remoto. Questo ci ha aiutato, questa esperienza, perché molte persone che non riuscivano a avere colloqui in presenza proprio perché stranieri hanno potuto in questo modo riallacciare i rapporti con i loro familiari che si trovavano lontano, anche perché questi colloqui avvenivano in alcune carceri con Skype, in altre carceri con WhatsApp, ma erano colloqui visivi, quindi avevano la possibilità di vedere a che punto la loro famiglia era, le nuove cose che venivano fatte, non so, all'interno delle abitazioni, il nuovo nipotino nato, cioè tante situazioni che invece prima, non avendo la possibilità di avere colloquio da remoto visivo, non c'era. Allora, questo settore da parte dell'amministrazione penitenziaria viene potenziato. In questo momento è stato chiesto a noi come provveditorato, che siamo l'organo di coordinamento dei direttori dei carceri, di vedere quali sono le sale, come potenziare le sale, quali apparecchiature comprare, quindi questo insieme alla possibilità adesso di avere anche i colloqui visivi, quindi non soltanto colloqui da remoto utilissimi per persone che non possono affrontare il viaggio e quindi venire a trovare i propri parenti, affiancato a questo anche la possibilità di incontrare i detenuti all'interno delle carceri nelle sale colloquie. Sale colloquio, rifacendoci un po' quello che dicevamo prima, che abbiamo sia le sale colloquie sia un'altra cosa che è l'area verde. L'area verde sono dei giardini, delle situazioni all'aperto dove le persone detenute hanno la possibilità di incontrare le loro famiglie e soprattutto i bambini. Questo per ricollegarci al discorso che faceva prima il Presidente sui minori. Telefoni in cella, diciamo che questa è una scelta non di natura tecnica, è una scelta di natura politica, quindi al limite posso, sicuramente io quello che penso personalmente è che più contatti si hanno con le persone a cui si vuol bene, con la famiglia, più sicuramente la detenzione ha un sapore diverso, cioè non diventa punitiva, strettamente punitiva, non lascia delle stigmate sulle persone, quindi è un'apertura. Stiamo attenti anche che purtroppo che con il telefono possono essere anche compiuti reati, cioè non dimentichiamoci quella parte. Quando parliamo di carcere dobbiamo parlare col cuore, un po' meno con la pancia, però guardare anche quelle che sono le reazioni. Esatto. Quindi sono scelte, diciamo, sì, può darsi che ci sia questo, allora, può darsi che ci sia questa apertura. Diciamo che io sono un tecnico, come dice? Al momento non ci sono. No, al momento non ci sono i telefoni all'interno degli istituti. Sicuramente quello che
è importante che dice il coordinamento Due Palazzi, che peraltro con cui abbiamo rapporti, perché come dicevo prima e ripeto, il volontariato dà una grandissima, non è che dà una mano, è un attore insieme all'amministrazione penitenziaria, cioè quello che si vuol far passare è che non è che ci si aiuta, è un attore, cioè siamo tutti attori, il volontariato e il terzo settore è un attore insieme a noi, e quindi ovviamente loro portano l'innovazione, noi ponderiamo, perché sono gli interessi che devono essere valutati, soppesati prima di fare delle decisioni che poi comunque sono decisioni politiche. Giacomozzo. Ultima cosa, dunque ci saranno questi 4 funzionari che assunti dalla Regione arrivano da Veneto Lavoro, che avranno la possibilità di fare dei colloqui. Continua il punto stampa del Presidente Zaia. È stato presentato questo protocollo con l'amministrazione carceraria che prevede l'assunzione di 4 funzionari all'interno delle carceri venete, che affiancheranno i funzionari già impegnati nelle case circondariali della nostra regione, in un programma volto al reinserimento lavorativo dei detenuti, per capire quelle che sono le loro capacità proprio legate al mondo del lavoro in un futuro, in un prossimo appunto reinserimento nella società. Poi naturalmente questa sera nel corso dei nostri telegiornali entreremo meglio nel dettaglio, e poi nel corso di questa diretta, se Zaia dovesse affrontare nuove tematiche legate al Covid, al Western Nile, che sta preoccupando soprattutto la provincia di Padova, che registra il numero più elevato di casi, torneremo a collegarci con Palazzo Balbi. Ma adesso presento, lo ringrazio per essere con noi, buongiorno a Davide Cecchinato, presidente di Consum Veneto, ben ritrovato. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Grazie a lei, perché è importante in questo rientro anche dalle ferie fare un po' il punto della situazione. Noi abbiamo parlato di un rientro amaro dalle vacanze per chi ha potuto andare in vacanza, perché sappiamo che molte famiglie hanno dovuto rifare i conti e quindi rinunciare proprio anche alle ferie estive, perché all'orizzonte ci sono nuovi aumenti. Notizia di queste ultime ore, un aumento, pensate, 10 volte superiore all'inizio 2021 del gas, legato all'annuncio da parte di Gazprom di un'interruzione del gasdotto per dei lavori di manutenzione. Questo è perlomeno quanto annunciato, poi non sappiamo se dietro ci siano altri motivi legati anche alla guerra in Ucraina. Fatto sta che questo annuncio ha fatto schizzare alle stelle il prezzo del gas, e si parla di ulteriori aumenti proprio per l'autunno-inverno, una situazione che preoccupa proprio le famiglie e i consumatori. Sì, una situazione molto critica che ci viene già segnalata dai consumatori, che già prima delle ferie, a dir la verità, erano molto preoccupati per gli aumenti in bolletta, che ora sostanzialmente sono solo visibili per la parte di energia elettrica. Il vero dramma, secondo noi, sarà con l'inizio dell'inverno, con il recapito dei consumi, quindi anche delle bollette del gas ad uso riscaldamento, perché appunto, come diceva giustamente bene lei, già adesso il prezzo sta aumentando e probabilmente durante l'inverno aumenterà ancora di più. È chiaro che poi bisognerà mettere in atto delle strategie di difesa e di risparmio, ma con questo andamento dei prezzi il vero risparmio può essere solo dato dalla limitazione dei consumi. Quindi ci dobbiamo preparare a utilizzare meno l'energia elettrica per quello che è possibile, naturalmente, e magari anche abbassare il termostato di casa a una temperatura di 18-19 gradi che ci permetta di consumare meno. Non ci sono solo brutte notizie, ma io vorrei anche dare qualche indicazione, diciamo così, d'aiuto, di ausilio per il consumatore che vuole risparmiare. Sul nostro sito di consumveneto.it stiamo pubblicando una serie di pillole redazionali, informativi su come risparmiare. Da un nostro studio abbiamo visto che possiamo risparmiare quasi 4.000 euro all'anno facendo delle piccole ricerche di mercato, stando attenti a quello che si compra, come ci si comporta dal punto di vista commerciale, sia nel settore, diciamo così, del credito bancario, ma anche nel settore energetico,
dell'alimentazione, dove si può anche ridurre con una spesa intelligente il prezzo totale mensile del dovuto, ma anche negli acquisti, magari prediligendo quelli più economicamente vantaggiosi e tutta un'altra serie di indicazioni. Risparmiare si può, la situazione non è facile. Ci sono anche degli strumenti per ovviare a queste difficoltà, penso ad esempio al fondo anti-usura per chi fosse sovraindebitato, oppure alla legge 3 del 2012, cosiddetto fallimento del consumatore. Però è chiaro che se noi facciamo un'azione mirata di valutazione e di acquisti oculati, possiamo meglio reggere alla grande onda di impennata di prezzo che avremo con la propinquarsi del prossimo autunno. Tra l'altro in un contesto inflazionistico davvero ingiusto e poco equo, perché sappiamo che l'inflazione, che adesso è all'8-9%, è quella tassa occulta che va ad incidere soprattutto sui redditi fissi e che quindi li aggrava, togliendo potere d'acquisto ai consumatori, di un ulteriore costo invisibile, però alla fine del mese naturalmente percepibile nel portafoglio delle famiglie. Se le chiedo di attendere un minuto, perché mi ricollegherei con Palazzo Balbi, perché il Presidente Zaia sta facendo il punto sull'emergenza Covid, e così poi magari ne parliamo anche con lei. Sentiamo le parole del Governatore. Anthony Fauci, che è stato per noi un punto di riferimento. Domande? Buongiorno. Elezioni politiche, ieri è scaduto Non sono candidato, avete visto? Cosa? Non sono candidato. No, sei candidato 2 anni fa, come giorno. Esatto. Rientriamo in studio, è terminato l'intervento sul Covid, poi questa sera, ve lo ricordo, nei nostri telegiornali torneremo a parlare anche degli aggiornamenti dati dal Presidente Zaia per quanto riguarda l'emergenza Covid. Presidente, sembra quasi una beffa, ci stiamo lasciando alle spalle, anche se comunque il virus continua a circolare, ma grazie ai vaccini, alle precauzioni prese si è riusciti ad arginare la pandemia, lasciata alle spalle questa emergenza, c'è adesso questa nuova emergenza. Lei ha parlato, si possono ridurre i consumi, mi viene da dire si devono ridurre i consumi, perché altrimenti i conti non quadrano, anche perché poi in autunno potrebbe esserci anche un nuovo problema legato proprio alle assunzioni, ai posti di lavoro, perché sappiamo che anche le aziende stanno soffrendo gli stessi rincari. Si parla di aumenti in autunno del 100% per le bollette di gas e luce. È davvero sufficiente spegnere la luce, diminuire il riscaldamento per far quadrare i bilanci, o le famiglie dovranno fare altri sacrifici? Perché anche solamente andare a fare la spesa ci si rende conto dell'impennata, dei costi delle materie che poi finiscono sulle nostre tavole. Certo, diciamo che il quadro non è sicuramente sereno, però la prima strategia sicuramente è quella, dove è possibile, di ridurre il consumo, ma io ritengo che anche azioni di verifica dei prezzi, di ricerca dei prodotti più vantaggiosi, almeno per quanto riguarda l'alimentare, sia un'ottima strategia. Per quanto riguarda l'energetico, che è quello che ci preoccupa di più, come immagino tanti consumatori e consumatrici all'ascolto, c'è un piccolo aiuto che viene dalla legge dello Stato, dal decreto aiuti bis, che ha vietato fino all'aprile 2023 le variazioni unilaterali del contratto di energia elettrica e del gas, quindi le società energetiche non possono più variare le condizioni economiche dei loro contratti. Questo può aiutare un po' a calmierare quello che sarà il costo dell'energia elettrica e del gas durante l'inverno. Sento già parlare di razionamenti, io spero che questo non sia il quadro, lo scenario che ci aspetta. Chiaramente, se ognuno fa la sua parte, probabilmente riusciremo a scollinare questo inverno 2022-2023 che rischia di essere veramente difficile per tante famiglie venete.
Quali sono le prospettive per il prossimo autunno-inverno dalle sensazioni che potete raccogliere voi tra i consumatori? Che preoccupazioni ci sono? Quelle di appunto arrivare ai razionamenti, quelli di dover tagliare quelle che erano solitamente le abitudini, perché poi parliamo di abitudini, c'è anche l'idea di dover magari spegnere qualche luce in più, abbassare il riscaldamento, insomma poi dovremo per necessità farlo, però non è semplice entrare in quest'ottica. Certo, però io ritengo che il consumatore si stia già preparando a mettere in campo strategie di questo genere. Forse non siamo ancora arrivati al momento in cui si sta attenti al 100% all'utilizzo dell'energia elettrica e del gas, però dalle reazioni, dai commenti, dalle sollecitazioni che ci vengono dai consumatori ogni giorno ai nostri sportelli, notiamo che già c'è ora massima attenzione nell'utilizzo dell'energia elettrica e del gas e già ora, soprattutto per quanto riguarda l'energia elettrica, si registrano degli aumenti che sono alla massima attenzione delle famiglie. Chiaramente anche qui non bisogna fare allarmismi, bisogna essere molto realisti. A mio parere, se si possono fare operazioni di efficientamento energetico, si è in grado, si ha la disponibilità economica di farlo, è opportuno già farlo in questo mese di agosto, ma a maggior ragione a settembre, e soprattutto, e su questo io mi raccomando tantissimo, è necessario fare una gestione oculata delle proprie risorse economico-finanziarie, nel senso che il budget familiare in questo periodo sarà sicuramente sotto pressione, quindi noi dobbiamo essere attenti nel registrare tutte le entrate e naturalmente tutte le uscite, che sono in maggior numero, in modo tale da far fronte ad eventuali situazioni di necessità come l'aumento stratosferico della bolletta del gas senza grosse sofferenze. Chiaramente in questo periodo di risparmio economico non si può parlare, perché tutte le risorse probabilmente saranno impegnate a far fronte a questi rincari, però chi avrà risparmiato in passato sicuramente sarà in una situazione di vantaggio, e se lo può fare ancora adesso consigliamo di mettere da parte delle somme proprio per far fronte ad eventuali criticità future. C'è chi chiede che i fondi destinati al PNRR vengano rivisti e destinati proprio a questi aumenti legati all'incremento di luce e gas. Certo, i progetti ormai ci sono, quella era la destinazione dei fondi, ma un ragionamento pensando poi che dal 25 settembre, dal 26 settembre ci sarà anche una nuova classe dirigente, un nuovo governo che sarà chiamato a dare risposte in tal senso. Una grande responsabilità. Certo, credo che la politica in questo ambito e in questo frangente abbia un ruolo rilevantissimo. Gran parte delle famiglie potranno superare questo momento se vengono messi in campo degli strumenti efficaci e soprattutto tempestivi per evitare il collasso dei budget familiari. Ora, io non credo che si possano rivisitare le somme del PNRR, perché dovrebbero essere ridiscusse a livello europeo e diventa un campo minato, però credo che ci sia ancora l'opportunità per mettere in campo ulteriori strumenti a fianco a quelli già predisposti, il decreto aiuti-bis, ma anche forme di intervento legislativo, per fare in modo che questo scollinamento verso una primavera, speriamo più serena, avvenga nel modo più veloce possibile. Ribadisco, la politica in questo frangente deve fare meno propaganda ed essere più pragmatica per risolvere i problemi delle persone, che purtroppo saranno sempre in aumento. Presidente, servirebbe una regia europea di fronte a questa situazione, a questi aumenti anche indiscriminati e probabilmente anche ingiustificati, oltre che naturalmente ad una politica nazionale, ma un coordinamento tra i paesi, ma sappiamo già che anche per quelle che sono le fonti alternative i paesi europei si stanno muovendo in modo diverso. È assolutamente auspicabile, anche perché
ricordiamoci che qui siamo di fronte a dinamiche che non sono nazionali, forse non sono neanche solamente europee, ma sono mondiali. Quindi una regia, un coordinamento, una capacità di intervento collegiale da parte di un ente, di un'organizzazione come è l'Unione Europea sicuramente avrebbe un impatto e un peso considerevole e sarebbe auspicabile. Ad esempio, un tetto al prezzo del gas dovrebbe essere già cosa fatta per evitare che lieviti ancora di più. Purtroppo, come sappiamo, anche questi grandi organismi hanno tendenze contrapposte e non sempre è facile trovare la sintesi. Però io credo che in questo momento si debbano lasciare a parte interessi nazionali. Si è interrotto il collegamento, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con il presidente di Adiconsum. Eccolo qua. Sì, adesso è tornato visibile, si sente. Prego, presidente. Perfetto, scusate. No, dicevo che è necessario un coordinamento anche a livello europeo, perché è l'unica strategia che ci può mettere al riparo da questi aumenti ingiustificati che hanno la loro base all'aumento dell'energia elettrica e del gas e proprio ai fattori di produzione dell'energia elettrica e del gas. Rischia di crearsi quello che è un circolo vizioso, Presidente, perché da un lato si è costretti a tagliare i consumi di certi prodotti, questo va ad influire poi nel tessuto economico, imprenditoriale, che è già, insomma, sta già soffrendo per quelli che sono appunto i rincari delle materie prime ormai da mesi, di luce e gas. Rischiamo di avere un periodo di stagnazione economica addirittura? Questo è il rischio che c'è, tra l'altro sarebbe lo scenario peggiore, perché se si bloccano i consumi chiaramente si ferma anche l'economia con ricadute occupazionali ma anche imprenditoriali sul tessuto economico nazionale ma anche regionale, quindi anche questo è uno degli scenari che va evitato e questa bomba d'orologeria va subito disinnescata. Chiaramente qui le ricette sono molteplici, l'importante però è trovare una ricetta efficace che faccia ripartire i consumi, perché anche questo clima di paura che naturalmente tutti quanti abbiamo non aiuta a far prendere fiducia al consumatore, che fa fatica chiaramente in questo periodo a avviare nuovi progetti, fare nuove spese, e questo naturalmente, come diceva giustamente lei, ha poi delle ricadute sull'economia, perché il cittadino non acquistando naturalmente non acquisisce i prodotti, quindi le imprese sono costrette a limitare l'occupazione, ma questo veramente sarebbe lo scenario peggiore per tutti quanti e quindi lo scenario che va sminato prima possibile con interventi anche qui da parte della politica, non credo solo nazionale ma anche europea, ben specifici ed efficaci. Intanto abbiamo capito che il cittadino può fare la sua parte, una piccola ma importante parte, quindi qualche accortezza, qualche attenzione in più per riuscire a risparmiare naturalmente laddove è possibile. Presidente, io la ringrazio tantissimo per il suo intervento e torneremo presto ad aggiornarci con l'arrivo dell'autunno e poi dell'inverno per capire com'è effettivamente la situazione. Grazie davvero a Davide Cecchinato, Presidente di Consum Veneto. Buon lavoro, a presto Presidente, grazie. Grazie, arrivederci. E adesso noi ci fermiamo, qualche minuto di pubblicità e poi torniamo in diretta con nuovi aggiornamenti e nuovi ospiti. A tra poco. Rieccoci in diretta con gli aggiornamenti di cronaca a partire dall'ennesima tragedia sulle strade venete con un 21enne che ha perso la vita ieri sera intorno alle 23 dopo essere uscito di strada con la sua auto a Verona. L'incidente è accaduto nella zona dello stadio Bentegodi. Il giovane era alla guida di una Fiat Panda, avrebbe perso il controllo dell'auto che si è ribaltata dopo aver urtato una canaletta irrigua agricola. Il
21enne è morto all'istante, ferito un amico che viaggiava al suo fianco. I vigili del fuoco sono intervenuti con 5 uomini che hanno operato per mettere in sicurezza il veicolo ribaltato ed estrarre il giovane che si trovava alla guida e che era rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del SUEM, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale. E questa mattina intorno alle 8:30 invece un incidente lungo la A4 all'altezza del comune di Meolo. Nell'impatto sono rimasti coinvolti un mezzo che trasportava un mini escavatore, un furgone e un auto articolato. Una persona è rimasta ferita. Il traffico è proseguito sulla corsia di sorpasso, ma si sono formate code nel tratto tra il bivio A4 a 57 e Meolo Roncade. Tragedia in Francia, dove un pilota padovano di Borgoricco è morto mentre accompagnava un cliente in un volo panoramico. Lo schianto in volo sopra i paesaggi dell'Île-de-France. Tragedia vicino a Parigi. Un giovane pilota originario di Borgoricco è morto mentre stava accompagnando un passeggero sul suo ultraleggero per una visita panoramica. La vittima è Enrico Peron, 33enne della provincia di Padova, da una decina d'anni trapiantato a Parigi. Peron, pilota esperto, aveva appena accompagnato un cliente per un volo ed era appena ripartito per un nuovo giro insieme ad un 47enne francese, rimasto anche lui vittima nello schianto. Appena pochi minuti dopo il decollo, la tragedia è in piena fase di volo a circa 50 metri da terra. L'impatto è stato potente e non ha lasciato scampo ai due. La pista dell'Aeroclub vicino al fiume Marne è stata chiusa, sul posto la gendarmerie. Le cause che hanno portato allo schianto sono ancora sconosciute. Dolore a Borgoricco, dove vive la famiglia del giovane pilota. Restiamo nel Padovano, ma ci spostiamo proprio a Padova per una spaccata in un supermercato con la fuga rocambolesca dei ladri e in provincia cresce il timore per una vera e propria raffica di furti. Il botto dell'auto che infrange la vetrina del supermercato ha svegliato i residenti di via Plebiscito e via Viotti a Padova. Nella notte tra domenica e lunedì una banda di ladri ha tentato di rubare la cassaforte del supermercato Aldi. Usando un'auto come ariete, i malviventi hanno sfondato la vetrina, ecco quel che rimane, e poi hanno trascinato con una corda la cassaforte, troppo pesante per essere caricata nell'auto. Dopo alcuni tentativi non riusciti, 5 malviventi hanno sentito arrivare le sirene dei carabinieri allertati dai residenti e così hanno mollato il colpo abbandonando la cassaforte sul posto. I ladri sono riusciti a fuggire a bordo di 2 Alfa Romeo bianche quasi sicuramente rubate. Ne è scaturito un lungo inseguimento, prima verso Vigo d'Arzere, poi in tangenziale da Limena in direzione Abano con manovre rocambolesche e tratti percorsi pericolosamente contromano. I ladri hanno abbandonato infine la macchina vicino allo stadio Uganeo e sono scappati a piedi nei campi facendo perdere le loro tracce. L'auto è stata recuperata e sequestrata dai carabinieri. Nell'ultimo periodo sono aumentati i furti anche in provincia. Nei giorni scorsi 2 colpi a Villafranca, nella frazione di Taggì, sono state svaligiate un'autoscuola e un supermercato. In provincia ad agire sembra sia una banda che si sposta a bordo di un'auto rossa. Colpi sono stati messi a segno anche in un negozio di parrucchieri ad Arlesega di Mestrino, in una farmacia di Albignasego, in un negozio di abbigliamento di Maserà e in un'attività cinese di Limena. Ed è lutto a Scorzè per la morte del comandante della stazione dei Carabinieri, Germano Mancini, 50 anni, deceduto è stato colpito dal vaiolo delle scimmie mentre si trovava in vacanza a Cuba. Il paziente, che si trovava in condizioni critiche instabili dal 18 agosto, è morto alla sera del 21 agosto, ha dichiarato il Ministero della Salute cubano in un comunicato. Il 50enne era arrivato a Cuba il 15 agosto, è stato ricoverato in ospedale 3 giorni dopo, ha aggiunto ancora il Ministero. Il rapporto dell'autopsia effettuata presso l'Istituto Medicina Legale conclude che la morte è stata causata da sepsi
diagnosi dovuta a broncopolmonite con germe indeterminato e danni a più organi. Dopo le analisi il Ministero ha escluso le altre patologie infettive nel paziente. Il comandante dei Carabinieri di Scorzè alloggiava in una casa in affitto e aveva visitato diverse località nell'ovest del paese. Il Ministero della Salute italiano si apprende non ha ricevuto conferme scientifiche dalle autorità sanitarie locali ed è al lavoro per acquisire elementi. Il paziente, che si trovava in condizioni critiche, appunto è deceduto il 21 agosto, come aveva già sottolineato il Ministero della Salute cubano. Restiamo nel veneziano, andiamo a Mestre con alcune dichiarazioni shock da parte dei commercianti di via Piave, con qualcuno che dice meglio pagare il pizzo ai nigeriani e garantirsi la sicurezza contro criminali e spacciatori piuttosto che essere in balia degli sballati. Il mio collega ha detto di fare tipo Napoli, di pagare il pizzo ai ragazzi nigeriani che sono abbastanza bravi, sono come se fossero degli ex militari. Queste le parole shock di Ernesto, volto noto tra i ristoratori di via Piave a Mestre, sempre in prima linea contro lo spaccio e il degrado. Riferisce come tra i commercianti si stia pensando di affidarsi alla mala africana e pagare il pizzo ai nigeriani per avere garanzia di sicurezza nella loro zona. Pagare a loro il pizzo per tenere la zona pulita. Forse cercheremo di fare questa soluzione qua. Portavoce di altri commercianti dell'area che presto potrebbero unirsi a lui e ad altri colleghi in questa disperata crociata. Certo non siamo per questa soluzione, ma purtroppo vediamo che ormai passano gli anni ed è l'unica soluzione forse che rimane. Molto probabilmente ci metteremo d'accordo, eravamo in 3 e vediamo se dopo arriviamo in 10-12, che tornano anche gli altri dalle ferie e vediamo di organizzarsi in un certo modo. Quando la disperazione porta a rimedi estremi, seppur così importanti, in un territorio, questo della sezione dei Mestre, notoriamente controllato e in mano agli spacciatori. Eccoli nel video inviatoci da un telespettatore. Qui, all'inizio di via Cappuccina, parallela di via Piave, stazionano a ridosso del sottopasso del tram, in entrambi i lati, a formare una sorta di transenna umana, che pedoni e ciclisti si trovano costretti ad attraversare al centro e dove l'odore fetido di bisogni umani è così forte che prende lo stomaco con forti conati. Che purtroppo sì, spaccio, rovina una zona veramente magnifica anche come turismo. La proposta di affidarsi al pizzo dei nigeriani è considerata una specie di riduzione del danno, così come l'idea di oltre un ventennio fa realizzata dalla giunta Cacciari di togliere le prostitute da via Piave e portarle anche in pieno giorno e dopo una lunga trattativa in via Fratelli Bandiera a Marghera per porre rimedio a una situazione che per chi vive e lavora in quell'area è diventata oramai intollerabile. L'appello a Zappalorto. Il prefetto lo sa che ci sono, dovrebbe dirlo alla politica a Roma che questi qua sono in giro. Non ne siamo in guerra, ma sembrerebbe come se fosse una guerra. Tutto qua, perciò non è possibile vivere così. Una buona notizia che arriva dall'ospedale Caffoncello di Treviso, perché Davide Carnielli, l'alpinista trentino travolto dal seracco staccatosi dal ghiacciaio della Marmolada, si sta risvegliando. Lo scrive su un post su Facebook la sorella Valeria. Siamo felici di dire che Davide si trova in una fase di risveglio, lo attende un lungo percorso di guarigione accompagnato dall'amore dei suoi familiari, spiega la sorella sui social, ringraziando gli operatori di soccorso, il presidente della provincia di Trento e il presidente della regione Veneto. Carnielli, trentenne di Fornace, era rimasto coinvolto nel disastro della Marmolada lo scorso 3 luglio. Inizialmente era stato dato per disperso, poi era stato ritrovato dai familiari grazie alla segnalazione il 5 luglio presso l'ospedale di Treviso, dove era ricoverato in gravi condizioni e senza documenti. E adesso il blitz delle forze dell'ordine. Questa mattina Noventa Padovana, nel quartiere di Oltrebrenta, già teatro lo scorso fine luglio di una rissa in strada tra cittadini stranieri.
Il blitz è scattato in mattinata nella zona di Oltrebrenta, Noventa Padovana, un controllo straordinario antidegrado che ha coinvolto polizia e carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. L'operazione ha riguardato in modo particolare una palazzina in via Col di Lana. L'operazione è la prosecuzione dei controlli che erano stati fatti in quella zona lo scorso 28 luglio dopo la rissa violenta esplosa all'esterno di un bar. 60 le persone identificate dai poliziotti della questura. Durante il controllo è stato trovato un nigeriano senza documenti portato all'ufficio immigrazione. 24 gli alloggi controllati, un appartamento in cui vive una famiglia cinese è stato dichiarato non a norma per una serie di irregolarità del bagno e della cucina. Noi ci rivarremo sui proprietari degli immobili applicando le sanzioni e ritirando l'agibilità degli appartamenti. Su questo noi non abbiamo nessuna intenzione di transigere. È stata rinvenuta anche una telecamera che dal balcone guarda sulla strada, un occhio elettronico non consentito perché sorveglia una zona pubblica. La telecamera, tra l'altro, che poteva anche essere orientata internamente per il controllo della via, per sapere se c'erano persone gradite o non gradite. Questo ha messo in allarme la questura. Adesso i controlli continueranno, adesso in maniera più mirata, soprattutto alla luce di questo fatto, che è un fatto molto grave perché è un reato assolutamente, ma soprattutto la finalità di questa telecamera, perché metti una telecamera che guarda all'esterno per sapere, non so, perché arriva la polizia, i carabinieri, e questo non va assolutamente bene, anche perché le segnalazioni che abbiamo è che comunque questa palazzina è oggetto di spaccio. Il sindaco Bano inoltre ha confermato che da settembre proprio nella zona di Oltrebrenta verrà aperta una sede distaccata della polizia locale. Continua ad aumentare il bollettino dei nuovi casi di West Nile a Padova, la provincia più colpita a livello nazionale. Il Veneto e in particolare la provincia di Padova sono i luoghi più colpiti dal virus West Nile, che da luglio ha già contagiato solo nel Padovano ben 136 persone. In totale in Veneto i casi sono stati 175, 9 i morti, mentre a livello nazionale i casi confermati dall'Istituto Superiore di Sanità sono 230 a partire da luglio. All'ospedale di Padova in pochi giorni sono diventati 10 pazienti in gravi condizioni ricoverati in terapia intensiva. Attualmente in azienda ospedaliera sono ricoverati 15 malati. Alcuni di questi pazienti ospitati in terapia intensiva sono relativamente giovani, attorno ai 50-60 anni, i restanti sono anziani colpiti duramente da questo virus che quest'anno sembra particolarmente aggressivo, ha fatto sapere il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dalben. Proprio l'età media dei pazienti, che si è abbassata a fronte di una media solitamente intorno agli 89 anni, desta preoccupazione nei sanitari. Nel 2018, infatti, l'anno in cui a Padova si sono registrati più contagi, i casi totali erano stati 96 e il primo era stato scoperto il giorno di Ferragosto. Il consiglio è quello di prestare attenzione e non lasciare acqua stagnante nei giardini e nelle terrazze, di usare repellenti e prodotti larvicidi nei tombini e nelle caditoie. A Padova, intanto, tra oggi e domani si svolgerà nelle ore notturne la disinfestazione con prodotti adulticidi in via Pinali e via Longon dopo la rilevazione di un nuovo cluster di West Nile. In monopattino sulle strade della Grande Guerra scatena la polemica la foto postata sulla pagina Facebook del Soccorso Alpino Speleologico Veneto che denuncia quanto accaduto. Sulla strada degli eroi di guerra, in un tratto che conduce sul massiccio del Monte Pasubio, a bordo di un monociclo elettrico, a denunciare il fatto con la pubblicazione su Facebook di una foto scattata nel weekend è il Soccorso Alpino Speleologico del Veneto. Nella propria pagina ufficiale ha lasciato un post ironico, poi rimosso, dal titolo "Quando la realtà supera la fantasia", con l'immagine che immortala l'escursionista che affronta un tratto in salita prima dell'ingresso in una delle 52 storiche gallerie considerate sacre della Grande Guerra. Aspettiamo la zucca trainata dai topolini, il commento dei curatori della pagina in rete, che ha avuto una scia di commenti da parte degli internauti. Operazione commercio sicuro a Padova, la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 16.000 articoli in pelle non a norma.
La lotta alla contraffazione non si ferma nemmeno d'estate. La Guardia di Finanza di Padova, durante i costanti controlli all'interno delle attività commerciali del centro ingrosso Cina della zona industriale, ha sequestrato 16.450 articoli in pelle privi delle etichette o dei contrassegni recanti le indicazioni sulla composizione dei materiali. Segnalando alla Camera di Commercio padovana il rappresentante dell'azienda distributrice della merce, che ora rischia una pesante sanzione amministrativa. L'attività segnalata commercia abbigliamento e accessori che sono stati tutti sequestrati dai Baschi Verdi. L'intervento della Finanza parte dal costante monitoraggio delle attività presenti all'interno del centro ingrosso Cina per tutelare il consumatore e il Made in Italy. Torniamo a Mestre, andiamo in viale Garibaldi, dove un'anziana settantenne è stata scippata e adesso da più parti, dalla politica e dai cittadini, vengono chieste pene più severe e certe. Stava camminando sabato poco dopo le 19:30 quando un'anziana è stata scippata a Mestre. Dopo lo scippo l'anziana è stata lasciata a terra dolorante qui in viale Garibaldi, nei pressi della caserma dei Carabinieri, quando una donna, sentendo le sue grida, si è precipitata in suo soccorso. Non è la prima volta che accadono episodi simili, ecco perché la donna che ha assistito alla scena l'ha voluto raccontare con un post nella pagina Facebook Sei di Mestre Se, appellandosi allo scippatore. Mi voglio riferire direttamente a te, si legge. Mettiti una mano sulla coscienza e pensa se ci fosse stata tua madre in quella situazione. Per favore, porta quella collana alla signora e chiedile scusa. Spero con tutto il cuore che tu ti penta di ciò che hai fatto. Decine le risposte, tra chi racconta situazioni simili e chi invece invoca più determinazione della forza pubblica e maggiore rigore delle leggi, come evidenzia anche il presidente della municipalità di Favaro. È evidente che chi si candida alla guida del paese il 25 di settembre e vincerà le elezioni deve intervenire con forza e decisione su questo tema. Innanzitutto mettendo a disposizione dei fondi per assumere più forze dell'ordine affinché tutto il territorio, ma non solo questo, ma in tutta Italia in tutto il territorio venga garantita la sicurezza. Ma poi bisogna intervenire anche sulle leggi, perché è evidente che su un episodio come questo, anche se fosse stato preso lo scippatore, è incredibile che lo scippatore non sia stato preso perché era durante il giorno, c'era gente e via dicendo, però è altresì incredibile che poi, se fosse stato preso, avrebbe trascorso evidentemente al massimo 2 notti in carcere, processato per direttissima. Allora è necessario intervenire anche sulle leggi e fare in modo che ci siano delle pene più pesanti. E adesso andiamo subito nel Padovano, a Mestrino, per un incidente che ricorda nella dinamica quanto accaduto a Porcia. Anche a Mestrino un'auto è piombata su un gruppo di ragazzini fermi a bordo strada. Ci racconta tutto la nostra Valentina Visentini. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Francesca. Addirittura i ragazzini erano qui in questo tratto di pista ciclopedonale, quindi in un luogo molto sicuro per loro, perché stavano affrontando questo tratto di ciclopedonale in bicicletta e stavano andando verso la Sagra Paesana. Ragazzini di 15 anni, quando all'improvviso un'auto è piombata in questo tratto di pista ciclabile. Lo vedete ancora nel marciapiedi, i segni dell'impatto con il cordolo. L'auto è piombata proprio qui in questo punto, travolgendo questa decina di ragazzi, tutti intorno ai 15 anni. 7 sono rimasti feriti, dalle ultime notizie che abbiamo 6 sono feriti lievi, 1 invece ancora più ricoverato in ospedale con delle condizioni un po' più critiche. Ovviamente se la caverà, ma ha rischiato davvero grosso. Come vedete, io chiedo al collega Federico Cibotto, che è qui con me, di inquadrare le biciclette, perché all'interno del cortile di questa abitazione, che è stata testimone dell'incidente ieri sera, ci sono ancora le bici dei ragazzi e ce ne sono 2 che sono veramente malconce, segno che sono state quelle centrate più in maniera più forte nell'impatto, e quindi ci sono ancora le bici dei ragazzi. I ragazzi stavano andando alla Sagra Paesana, che è in corso proprio in questi giorni a Mestrino. Erano intorno alle 10 di sera quando anche i residenti di questa via hanno sentito il forte boato. Sul posto è intervenuta la polizia locale del consorzio Padova Ovest, identificando il 20enne che era la guida dell'auto che ha travolto i ragazzini. Ovviamente ci sono le indagini in corso, verranno
verranno fatti ovviamente tutti gli esami e i test sull'autista dell'auto. Una tragedia sfiorata perché poteva avere conseguenze davvero peggiori, quella di ieri sera qui a Mestrino. Poi ovviamente vi aggiorneremo e vi daremo maggiori dettagli nelle nostre prossime edizioni del telegiornale. Da Mestrino è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Dunque un incidente che ricorda quanto accaduto a Porcia, e adesso restiamo a Padova perché ieri si sono svolti i funerali del commerciante morto dopo aver salvato la vita a 2 persone a Porto Ercole in Toscana. Erano in tanti a dare l'ultimo saluto ad Andrea Zanella nella chiesa di Santa Sofia a Padova. Il commerciante, lo ricordiamo, era in vacanza in Toscana e in un gesto istintivo di generosità si è gettato in acqua per salvare 2 persone, padre e figlio, in difficoltà. Purtroppo in passato il suo cuore aveva avuto qualche problema e così, tornato a riva, si è accasciato senza più riprendersi. Un gesto definito eroico da colleghi e istituzioni cittadine, ma la famiglia ha chiesto al parroco di non insistere su quel momento drammatico durante l'omelia. Vi aspetterete che io parli anche delle circostanze in cui ci ha lasciato questo nostro fratello. Ma la famiglia mi ha chiesto di non toccare questo tasto. Mi hanno detto: lasciamo stare, noi vogliamo ricordarlo per come è stato lui. In prima fila l'assessore Bressa con la fascia tricolore in rappresentanza del comune e poi tanti colleghi, autorità, amici e semplici cittadini colpiti dal gesto. Ma Zanella, come tutti gli uomini e le donne, ha ricordato il parroco, non sono solo quello che hanno fatto in un momento della loro vita, in uno slancio di generosità, ma si presentano a Dio con tutta la loro esistenza. Un uomo è quello che ha fatto durante tutta la sua vita. E tutta la sua vita, quella che viene presentata davanti a Dio. Così quando la famiglia mi ha chiesto: vogliamo ricordarlo com'era, io ho chiesto ad Adriana, la moglie, e com'era. E com'era? Era buono, era generoso, testato, era una persona che era attaccatissima alla famiglia. La famiglia, per ricordare il commerciante di via Zabarella, sta raccogliendo offerte per un'associazione che si occupa di bambini malati terminali, mentre l'ACC, l'Associazione Commercianti del Centro, ha proposto una targa commemorativa e l'Associazione Orizzonti ha chiesto alla Prefettura di assegnare a Zanella la medaglia d'oro al valor civile. Do il mio buongiorno e lo ringrazio per essere con noi Claudio Scarpa, direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, ben ritrovato. Buongiorno a lei. Allora, iniziamo subito, direttore, facendo un bilancio di questa estate che non è ancora finita, però diciamo ormai passato il Ferragosto si iniziano a riaprire, quindi il turismo passa ad una seconda fase, quella magari di un turismo diverso, ma cerchiamo di capire come è andata quest'estate 2022 per le città d'arte che sappiamo negli anni scorsi aver pagato un prezzo molto pesante. Venezia ancora di più, prima l'Acqua Grande, poi la pandemia, e quindi insomma vogliamo capire se finalmente si può sorridere per questa stagione estiva. Lei giustamente ha menzionato l'Acqua Grande perché è dal novembre 2019 che Venezia è in crisi. Prima la grande acqua, dopo interpretata dai turisti stranieri come uno tsunami erroneamente, e dall'altro lato poi una pandemia che ha colpito soprattutto le città d'arte. Io avevo previsto un progressivo, lento ritorno dei turisti, invece è stata un'esplosione, come una molla compressa, è esploso il turismo ed è da aprile che abbiamo dei tassi di occupazione che ci riportano tranquillamente ai dati degli anni d'oro, quelli del 2017-2018, con buoni prezzi anche, e anche la media stagione, che per noi è luglio e agosto, e poi riprende l'alta stagione a Venezia per settembre-ottobre, ma anche la media stagione, dicevo, è stata estremamente frizzante, estremamente positiva. Adesso noi aspettiamo con grande ansia la Festival del Cinema, perché è dall'inizio del Festival del Cinema che poi riparte l'altissima stagione a Venezia. I tassi di occupazione previsti per settembre sono assolutamente positivi.
c'è un'unica ombra e devo segnalarla con grande preoccupazione: l'aumento dei costi. È un aumento spaventoso. Proprio vengo stamattina dalla lettura di un confronto in un albergo di una bolletta elettrica, 4.000 euro l'anno scorso, 14.000 quest'anno, e parliamo solo di una bolletta bimestrale, e quindi questa è la grandissima vera preoccupazione. Però intanto godiamoci i tassi di occupazione alti, gli aumenti dei fatturati che riportano in palla, riportano in piena di redditività gli alberghi veneziani. Tra un po', direttore, entreremo meglio nel merito degli aumenti, dei rincari che a volte rendono vani anche i sacrifici e gli sforzi degli imprenditori, ma restiamo con le buone notizie. Non c'è più quindi quel turismo che aveva caratterizzato le ultime estati, mordi e fuggi, quindi esclusivamente turisti che passano la giornata, ma turisti stanziali che restano e vivono Venezia nella sua completezza e quindi anche negli alberghi veneziani. È inevitabile che a luglio e agosto chi è in spiaggia, ad esempio nella spiaggia veneta, venga a Venezia a passare alcune ore, e questo è inevitabile. Posso dire però che indubbiamente sono aumentati i turisti che vogliono dormire a Venezia, vivere la città più intensamente, avere maggiore spazio in termini di tempo per conoscere la città, per mescolarsi alla città. Ecco, sotto questo aspetto ho visto che la ripresa ha dato anche la voglia ai turisti, ma anche a chi offre l'offerta turistica, di dare dei prodotti nuovi che consentono ai turisti poi di mescolarsi alla città, di vivere la città, tipo che so, i corsi di voga, la volontà di conoscere come si costruisce una barca tradizionale veneziana, la voglia non solo di conoscere l'arte, stupenda arte contenuta nelle nostre chiese, nei nostri musei, ma anche qualcosa sempre riguardante l'arte che è un po' periferico, diciamo, che un tempo veniva trascurato. Ecco, quindi un turismo sicuramente migliore, e un turismo che dall'altro lato deve prevedere, deve accogliere anche chi viene qui dalla mattina alla sera. Certo, l'opera che il Comune sta facendo in termini di prenotazione all'accesso alla città è benvenuta. Quindi mi viene da dire, direttore, un turismo di qualità e non il turismo caffone che abbiamo visto purtroppo alle volte. Meno scene, sì, c'è qualche scena ovviamente, Facebook su questo, i Facebook e tutti gli altri media, naturalmente, social media sono impietosi, c'è qualche scena ovviamente che andrebbe evitata, però vedo maggiore attenzione da parte della pubblica amministrazione, ma anche vedo un turismo un po' diverso, un po' più attento alla città, che sa in che tipo di città sta vivendo. E che vuole anche conoscerla meglio, come ci diceva lei. Mi viene spontaneo dirle, sono tornati quindi anche i turisti stranieri, vengono a mancare i russi, ma sono tornati gli americani. Se lei ci pensa, noi viviamo in ogni caso, viviamo bene, come le ho detto, senza due tipi di turismo molto importanti. Il turismo orientale, cinesi e giapponesi non vengono, pressoché nulli, e dall'altro lato il turismo russo, che per motivi internazionali è svanito. Questo significa da un lato la riconferma del turismo americano, che per noi è importantissimo, parliamo di turismo alto spendente, dall'altro lato conferma anche una forte presa di Venezia non solo nel turismo europeo, che è aumentato, ma anche nel turismo italiano. Una volta negli alberghi di Venezia i turisti italiani erano il 10%. Secondo me, quando quest'anno tireremo le fila, faremo i conti, vedremo che i turisti italiani sono aumentati, e non di poco. Ed è anche un dato positivo, perché significa che apprezziamo le bellezze di casa nostra senza andare a cercare troppo lontano. Spesso siamo portati ad andare all'estero, quando invece proprio fuori casa abbiamo delle meravigliose realtà, come naturalmente Venezia è unica al mondo. Bene l'estate, ma bene anche le previsioni per l'autunno. Sì, bene le previsioni per l'autunno, sempre col dramma dei costi che ci gira in sopra la testa. Ma l'altra grande preoccupazione è il ritorno della pandemia. Non ci siamo liberati, viviamo un momento di tranquillità, ma non ci siamo liberati di questa pandemia, che essendo un'influenza avrà il suo momento principale nei mesi autunnali invernali. Ecco, io spero che non vi siano ulteriori provvedimenti di chiusura, perché questo significherebbe veramente il crollo per il settore turistico veneziano. Cioè, vengono fuori da 2 anni e mezzo di zero fatturati o quasi, potete immaginare che si stanno rialzando piano piano, con difficoltà. Un'ulteriore chiusura sarebbe probabilmente la fine. E c'è già una stima di quello che potrebbero essere i dati relativi proprio all'autunno in fatto di prenotazioni? Direttore, è ancora troppo presto?
è ancora troppo presto. Questa pandemia ci lascia come regalo la voglia delle persone di prenotare last minute. Posso dire che per settembre, per i primi 20 giorni di settembre, siamo già al quasi tutto esaurito, tendenzialmente al quasi tutto esaurito. Però di solito in questo periodo dell'anno io ero già in grado di fare le previsioni per ottobre, in questo momento non sono in grado. Perché? Perché proprio si prenota last minute, proprio perché c'è la pandemia, uno non sa, ci saranno chiusure, ci saranno chiusure, e quindi questo lo facciamo tutti noi, parliamoci chiaramente quando andiamo in vacanza. Ormai se prenota sotto data lo fanno anche i turisti, però almeno sappiamo qual è la tendenza, per cui io francamente, conoscendo l'importanza dell'ottobre veneziano, Venezia a ottobre è stupenda e invito i turisti a venirci, posso dire che se la pandemia ci lascia un po' di spazio, io penso che andremo quasi tutto esaurito anche a ottobre. Mi permetto di dire che è bellissima anche novembre e dicembre, in qualsiasi mese dell'anno, con qualsiasi condizioni meteorologiche, Venezia è sempre bellissima. Direttore, lei dice prenotazioni last minute e mi viene da chiedere come si riesce a pianificare il proprio lavoro anche alla luce degli aumenti dei costi dell'energia, del gas, che di giorno in giorno cambiano, non sapendo quello che poi sarà poi di fatto il fatturato che si farà, perché non si sa che prenotazioni si avranno da qui ai prossimi mesi. Cioè una pianificazione del lavoro complicata, immagino, per voi imprenditori. E questo è un problema un po' a tutti, perché non penso sia diversa la situazione per un industriale del settore farmaceutico, chimico, via dicendo. Questi aumenti incredibili dovuti a una situazione internazionale stranissima, voglio dire, che da un lato coinvolge la politica internazionale, insomma conosciamo tutti il problema in Ucraina, dall'altro lato però lascia perplessi perché ci sono degli aumenti che non sono giustificati a mio modo di vedere dagli aumenti sui mercati internazionali del prodotto petrolifero. Però detto questo, evidentemente la cosa che deve fare il governo è un intervento forte per abbassare i costi per le imprese, perché è inutile pensare di programmare se non abbiamo dall'altro lato una certezza in termini di costi dell'energia. Sì, è particolarmente pesante la situazione sotto questo aspetto ed evidentemente intanto noi continuiamo a lavorare, ma ci aspettiamo che dal governo arrivino dei provvedimenti chiari e dei provvedimenti decisivi su questo fronte. E allora veniamo alla nota dolente, a questa spada di Damocle che pesa nei prossimi mesi, che è quello dell'aumento. Lei ci ha fatto questo esempio della bolletta passata da 4.000 a 14.000 euro, quella dell'energia, ricordo male? L'energia, ecco, quindi poi ci sarà quella del gas, perché poi arriverà l'inverno, bisognerà scaldare, insomma, quindi immagino che le previsioni da questo punto di vista siano abbastanza nere. Sono le preoccupazioni, immagino, che lei registra tra gli albergatori. Sì, molto, questa è la grande preoccupazione. La seconda in questo momento è la carenza di personale, però a mio modo di vedere questo è solo l'effetto della fine della pandemia e a via di massima nell'arco di 6-7 mesi la situazione dovrebbe normalizzarsi. Però questa è la grande preoccupazione, ripeto, è quello proprio l'aumento dei costi dell'energia, che poi porta dietro di sé l'aumento di tutta una serie di costi. Sono aumentati ad esempio anche i costi di coloro che puliscono la biancheria per gli alberghi, sono grandi società specializzate, ma sono società energivore e quindi aumentano i costi. Aumentano i costi un po' di tutto, perché poi questo aumento dell'energia crea anche inflazione e quindi è evidente che un po' tutti aumentano i loro prezzi. La soluzione per gli albergatori sarà aumentare i loro prezzi a loro volta, però bisogna vedere quanto il mercato recepirà questi aumenti di prezzi. E quindi è una situazione che è estremamente involuta, estremamente difficile da risolvere, e qui l'unico che lo può risolvere, ripeto, è il governo, con un intervento forte sul tetto, diciamo così, su un tetto al costo dell'energia. Anche perché prima parlavamo con il presidente degli Adiconsum Veneto, che invitava i cittadini a qualche attenzione in più, abbassare il riscaldamento, spegnere qualche luce, ma in una realtà come un albergo questo non si può fare, perché sarebbe un servizio in meno verso il cliente. È evidente, però alcune attenzioni si possono fare, e questo a prescindere dal costo dell'energia. Noi ad esempio abbiamo un gruppo di albergatori che stanno iniziando, l'avevamo iniziato il progetto prima della pandemia, adesso lo stiamo riprendendo, ma stiamo ricominciando ad esempio a creare gruppi di alberghi che siano green, che siano sostenibili, che siano attenti alla gestione
dell'ambiente, per cui questo in ogni caso, a prescindere dal costo dell'energia, è un dovere che abbiamo tutti noi per combattere il cambiamento climatico, per cui sotto questo aspetto anche gli albergatori stanno prendendo atto di questa situazione e stanno cercando di attivarsi per avere non solo dei risparmi energetici, ma anche una migliore gestione, diciamo così, di tutto quello che riguarda l'ambiente, e questo a prescindere. Però in ogni caso attenzione maggiore sicuramente ce ne sarà. È chiaro che si può invitare il cliente ad utilizzare l'aria condizionata con parsimonia, è chiaro che si può invitare il cliente, ad esempio una brutta abitudine è quella di lasciare le luci aperte quando si è in stanza, ci sono dei sistemi di disattivazione automatica, insomma ci sono tutta una serie di tecnologie che consentono di risparmiare, quindi ha ragione il Presidente della Diconsum, dobbiamo cercare di risparmiare senza andare ovviamente a scapito del servizio nei confronti dei clienti. Ma direttore, è possibile quantificare gli aumenti che avete registrato in questi mesi rispetto al 2021 per quanto riguarda proprio le bollette, luce, gas, anche per poi proiettarci nei prossimi mesi, nel futuro? Allora guardi, l'associazione ha chiuso per una decina di giorni perché anche noi a Ferragosto cerchiamo di smaltire le ferie e quindi al nostro ritorno al lavoro, che sarà dopodomani, sarà la prima cosa, un'indagine faremo. Posso già dirle che secondo me a naso, avendo visto alcune bollette, siamo attorno a aumenti al 200-250%. Parlava prima, accennava anche alla difficoltà di reperire personale, un grido d'allarme che c'era stato lanciato già ad inizio stagione da molti addetti del settore turistico che facevano fatica a reperire personale da impiegare negli alberghi, nei ristoranti, tutte le attività ricettive, strutture ricettive. E lei diceva è legato un po' alla fine della pandemia, qualcuno puntava il dito contro il reddito di cittadinanza ad esempio, che motivi, che spiegazioni vi date di fronte a questa carenza di personale nelle nostre strutture nel periodo estivo soprattutto? Guardi, esistono due mondi completamente diversi, due universi paralleli, il turismo stagionale e il turismo annuale. Noi lavoriamo col turismo annuale, noi non offriamo lavoro per l'estate e lì sì c'è un problema con reddito di cittadinanza e altre cose. Noi diamo la possibilità di avere un lavoro a tempo indeterminato con 14 mensilità più tutta una serie di benefit come ad esempio sanità complementare e via dicendo, ed è un lavoro che può durare per sempre. Allora è chiaro che nelle spiagge hanno una difficoltà maggiore a trovare questo discorso di cittadinanza, però lascio alle spiagge, chi rappresenta le spiagge, fare un'analisi su questo tema. Io posso parlare del lavoro che offriamo noi, lavoro che molto spesso prevede non soltanto lo stipendio base contrattato col sindacato, 14 mensilità, ripeto, ma anche magari un supplemento che è dovuto al fatto che molti alberghi hanno un contratto integrativo e via dicendo. Allora lì abbiamo difficoltà a mio modo di vedere perché durante il periodo della pandemia molti hanno cambiato lavoro. Sopravvivere con la cassa integrazione era difficile, la cassa integrazione in realtà uno ottiene il 50% dello stipendio, non il 70% come si viene detto abitualmente, il 50%, e con quei soldi si riesce a vivere a malapena. È evidente che molti hanno cambiato lavoro, hanno cercato altri lavori, hanno cercato altre attività e quindi c'è stato una traslazione di personale da un settore all'altro, dove il turismo ha un po' perso professionalità, ha un po' perso lavoratori. Ma nel mio modo di vedere, nella mia analisi, anche confortato in questo dai miei uffici che si occupano proprio del collocamento lavorativo, nell'arco di 5-6 mesi la situazione dovrebbe normalizzarsi. Quali sono i settori che mostrano una maggiore carenza di personale? Ma noi abbiamo due sostanzialmente, la reception e il settore cucina, camerieri e via dicendo, per la parte ovviamente ristorante, bar. Per quanto riguarda le pulizie, di solito gli alberghi si affidano a società specializzate che gestiscono proprio tutta la parte della pulizia e lì è un mondo completamente diverso con diciamo bacini di persone che vengono collocate, che è diverso da quello che gli albergatori hanno abitualmente, per cui noi
ben volentieri ci diamo da fare anche quando riceviamo dei curriculum, li giriamo subito agli alberghi evidentemente, e quindi a mio modo di vedere è anche una buona possibilità di inserimento lavorativo. Il turismo è un mondo, sì, è un lavoro che può essere considerato duro perché il sabato e la domenica, ma ci sono tanti lavori che prevedono il lavoro il sabato e la domenica, pensi ai giornalisti, pensi ai medici, pensi ai poliziotti, e in più sotto questo aspetto il turismo ha la bellezza di avere questo rapporto con la gente che a mio modo di vedere è meraviglioso. Per cui ognuno di noi fa le sue scelte nel mondo lavorativo, però ai giovani dico con grande forza: non sottovalutate il turismo, può darvi delle grosse situazioni, ci sono delle belle possibilità di carriera. Uno entra nella reception, quindi come impiegato, e poi magari dopo è capo ricevimento dopo qualche anno, e magari, perché no, diventa anche il direttore dell'hotel. Per cui invito i giovani a non sottovalutare il mondo del turismo. Certo, non chi vi offre due mesi, è evidente che quello è un altro mercato del lavoro rispetto a quello nostro. Noi vi offriamo, ripeto, lavoro a tempo indeterminato. È un importante messaggio verso i ragazzi che cercano una strada, e quella del turismo può essere quella giusta. Grazie davvero, direttore, per averci aperto questa finestra su Venezia, una Venezia che riparte, pronta a regalare grandi emozioni a chi andrà a visitarla. Grazie al direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, Claudio Scarpa. Buon lavoro, naturalmente torneremo presto ad aggiornarci. Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie. Questa insomma è la Venezia che ha sofferto molto, abbiamo ricordato prima per l'Acqua Granda, poi per la pandemia, è rientrata in quel bacino di città d'arte che negli anni scorsi ha faticato a risollevarsi, ma quest'anno i dati sono più che positivi e anche l'autunno si annuncia con previsioni buone. Certo, l'abbiamo detto, a pesare sono i rincari di luce e gas, delle materie prime, e purtroppo le previsioni non sono delle migliori per i prossimi mesi. E veniamo alla politica, che è chiamata proprio, sarà chiamato un nuovo governo a dare risposte agli imprenditori, alle famiglie in tal senso. L'abbiamo detto in apertura ieri sera alle 20, è scaduto il termine per la presentazione delle liste dei candidati. Allora il nostro Christian Arboit ha fatto un riepilogo del new entry, degli esclusi, dei volti nuovi e vecchi pronti a correre per le politiche del 25 settembre. Per alcuni è stato un parto difficile, travagliato soprattutto nel centrodestra. Lega e Fratelli d'Italia si sono presi tutto il tempo possibile per limare, ricalibrare, equilibrare, trovare il giusto mezzo, non sempre riuscendoci tra diktat romani e esigenze di rappresentanza del territorio. Alle 8 della sera in Corte d'Appello si sono chiusi i giochi, 19 i simboli presentati, decine i candidati per 48 scranni a disposizione del Veneto. Prima del taglio i parlamentari erano 74, tanti i rappresentanti uscenti rimasti fuori dai giochi o che si ritrovano in posizioni non utili, soprattutto nella Lega. Franco Manzato e Angela Colmellere sono finiti in fondo alla lista, niente da fare per Giampaolo Vallardi, che in un post ha rivelato di aver appreso dalla televisione di essere rimasto escluso. Non sono stati ricandidati nemmeno Alex Bazzaro, Chetti Fogliani e Sergio Vallotto per Venezia. Sparita dai radar la rappresentanza per Belluno. Il Carroccio schiera quasi tutti i big uscenti tra uninominali e plurinominali, sia Camera che Senato. Ci sono Erika Stefani, Andrea Ostellari, Alberto Stefani, Ingrid Bisa. Tra le poche new entry in posizione utile, Gianangelo Boff, commissario della Lega Trevigiana e sindaco di Tarso. In Fratelli d'Italia si gioca la carta Carlo Nordio, candidatura di punta, accanto tra gli altri al commissario regionale Luca De Carlo, Raffaele Speranzon, capogruppo in consiglio regionale Adolfo Urso, attuale presidente del Copasir la padovana Elisabetta Gardini. In Veneto correrà anche Isabella Rauti, ma non è l'unico nome non veneto di fatto blindato dai partiti. Forza Italia mette al sicuro Anna Maria Bernini, mentre la presidente del Senato Casellati dovrà giocarsela in Basilicata. L'altro nome in pole position è quello dell'ex sindaco di Verona Flavio Tosi. Nel PD i big nazionali in corsa a nord-est sono lo stesso segretario Dem Enrico Letta e l'eterno Piero Fassino. Blindati la trevigiana Rachele Scarpa, Alessandro Zan, padre dell'omonima legge sulla lotta all'omotransfobia, e lo stesso Andrea Martella, segretario regionale del partito. Coraggio Italia, la formazione di Brugnaro, schiera tanti volti giovani imprenditori, riconfermando Raffaele Baratto e dando molte chance a Martina Semenzato. Azione
opposizione, Italia Viva riconfermano i parlamentari uscenti Sara Moretto, Daniela Sbrollini, Davide Bendinelli con Carlo Calenda, che è posizionato al proporzionale al Senato a Padova. Nome di peso è quello dell'imprenditore Alberto Baban. Nel Movimento 5 Stelle pronta a correre di nuovo Barbara Guidolin con la new entry Flavio Baldan, che per l'alternanza di genere ha scalzato Orietta Vanin. In lizza anche la moglianese Cristina Manes ed Enrico Cappelletti. Più Europa si affida anche ai big Benedetto Della Vedova ed Emma Bonino, accanto ai nomi del territorio Alberto Ruggin e Annalisa Nalin. Per l'Alleanza Verdi sì c'è Luana Zanella. Scende in campo per il partito animalista anche Riccardo Szumski, ex sindaco di Santa Lucia di Piave, medico divenuto un simbolo per la sua lotta contro le politiche ufficiali sul Covid. E tra gli esclusi c'è la delusione di Dario Bond, deputato e vice coordinatore regionale di Forza Italia, che dice territorio non considerato, impossibile restare. Non si può sia il Veneto che il Friuli privarli del minimo di rappresentanza territoriale e quei pochi posti che ci sono paracadutarli, dico io, da personaggi esterni che non metto in discussione in termini di capacità, di conoscenza, di visibilità, ma sono sempre personaggi che non rappresentano il territorio. Finisce il matrimonio fra Dario Bond e Forza Italia, una unione nata sin dai primi vagiti del partito di Silvio Berlusconi, tessera numero 200, quella del deputato Feltrino, che di Forza Italia è vice coordinatore regionale, fino a sabato scorso, quando, scoperti i nomi scelti da una regia tutta lombarda, ha formalizzato le sue dimissioni. Bond allarga lo sguardo oltre i confini provinciali. Dappertutto, Friuli compreso, manca una rappresentanza del territorio. Hai 2 posti a disposizione come Veneto, come fai a buttarli via e a darli a qualche personaggio nazionale che viene dall'esterno? Ma come fai ad avere questo coraggio? Come fai? Scelte deleterie, aggiunge il deputato, secondo cui la responsabilità non può essere addossata esclusivamente alla legge che ha dimezzato i parlamentari. Per il territorio bellunese sarà una carneficina. Non è mai accaduto un fatto del genere, è accaduto in questo momento qua, in queste elezioni. Il Veneto è una regione che storicamente è una bandiera, che storicamente è un inno, che storicamente deve avere una rappresentanza a Roma, che sia Roma, che sia Bruxelles. Quando tu la neghi, vuol dire che vuoi annientare quel poco che c'è di questo partito. Bond ha smentito di voler trovare casa in Fratelli d'Italia, ma ha assicurato il proprio supporto a Luca De Carlo, che probabilmente sarà l'unico parlamentare bellunese doc. Che senza rappresentanza non vai da nessuna parte, senza rappresentanza non c'è neanche l'emendamento, senza rappresentanza non hai neanche il politico nazionale che ti difende una fabbrica che va in crisi. Ecco, questo è quello che io voglio in qualche maniera rappresentare. Allora questa salvezza nazionale del Veneto, chiamiamola così, o della provincia di Belluno o di altri territori, aggiungo anche del Friuli, deve essere fatta di buona volontà e di gente che dice vabbè, ok, sto a casa, ma mi tiro sulle maniche e comunque do una mano. E sul fatto che molti candidati arrivino da altre regioni preoccupa l'ordine, i medici padovani che dicono sono candidati che non conoscono il nostro territorio. La notizia di candidati a Camera e Senato da parte di tutte le forze politiche imposti dall'alto e in arrivo da fuori regione, a parte le polemiche politiche, preoccupa molto l'Ordine dei Medici di Padova, un'istituzione, l'Ordine, nato a garanzia della tutela della qualità delle cure sanitarie, che senza politici che conoscono bene il territorio e che non si sa se una volta eletti rimarranno in Veneto, esprime tutte le sue preoccupazioni. Una preoccupazione importante perché si è vista dalla compilazione delle liste che tutta una classe politica, sia di centrodestra che di centrosinistra, di Padova e Veneta, viene praticamente azzerata con la presenza sui territori di altri candidati che non appartengono alla nostra realtà. Dopo decenni di dialogo con i politici che erano espressione del territorio, insomma, i medici si domandano ora cosa accadrà. Una volta eletti nel nostro territorio, che tipo di rapporto si costruirà? Sarà così continuo come la classe politica precedente
sia di centrodestra che di centrosinistra, oppure oltre a dover ricostruire le relazioni sarà difficile incontrarli sul territorio? A leggere le dichiarazioni dei partiti e dei candidati sulla sanità dovremmo essere tutti rassicurati. Poi però bisogna passare ai fatti e allora la questione è se alla politica interessa davvero la sanità. Questa è una bella domanda, perché tutti parlano di sanità dopo la pandemia, però un ragionamento strutturato, un ragionamento strutturale, che non sono la stessa cosa rispetto alla sanità del futuro e del futuro prossimo, in realtà ancora non viene fatta. È vero, la Regione può facilitare il dialogo dei medici con i prossimi parlamentari, ma non si può sfuggire alla domanda principale. I candidati in arrivo da altre regioni rimarranno in Veneto o sono pronti a tornare in altre regioni appena eletti? Il problema è un problema di presenza. Con i fantasmi non riesce a parlare nessuno, nell'ordine dei medici, tantomeno la Regione. E purtroppo dopo 2 giorni di agonia è deceduto il pensionato di 85 anni di Treviso, che domenica mattina intorno alle 8:30 era stato investito mentre si trovava in sella alla sua bicicletta davanti alla chiesa di San Giuseppe lungo la Noalese. Da una prima ricostruzione della polizia locale era emerso che il ciclista stava procedendo in direzione dell'aeroporto di Treviso quando sulla stessa carreggiata era sopraggiunta un'auto condotta da un 70enne. Per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia locale, il ciclista era stato travolto e sbalzato sull'asfalto. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi, non aveva ripreso conoscenza ed era stato trasportato all'ospedale Cafoncello. Anche il conducente dell'auto aveva riportato delle lievi ferite ed era stato portato al pronto soccorso. La polizia locale sta conducendo le indagini fondamentali, le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Adesso ci fermiamo, ci sono le previsioni del tempo, la pubblicità e poi rientriamo in studio per un dibattito sui maggiori temi principali, temi d'attualità di questo momento, con i politici, con alcuni candidati alle prossime politiche del 25 settembre. Meteo, pubblicità e poi a tra poco. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Benvenuti al Meteo. Previsioni per martedì 23 agosto. Sul Veneto cielo sereno e a tratti poco nuvoloso soprattutto in mattinata. Possibili addensamenti nuvolosi più consistenti in pianura, ma che non daranno luogo a precipitazioni. Temperature minime comprese tra i 18 e i 23 gradi, massime tra i 26 e i 30 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia tempo stabile con cielo in genere variabile o poco nuvoloso. Saranno possibili velature più consistenti nella parte occidentale della regione. Non sono attese precipitazioni. Temperature minime sui 19 e 21 gradi, massime comprese tra i 25 e i 27 gradi. Sul Trentino Alto Adige tempo in prevalenza molto soleggiato con cielo terso, salvo qualche velatura nelle ore più calde della giornata. Temperature in sensibile aumento, minime comprese tra i 12 e i 15 gradi, massime tra i 30 e i 32 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Donadel Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno. E rieccoci in diretta. Ieri sera è scaduto il termine per presentazione delle liste dei candidati, dunque la campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre entra nel vivo. I partiti si confrontano sui temi di maggiore attualità, la politica soprattutto al centro, ma poi c'è la sicurezza, ci sono tutte quelle misure per far fronte ai rincari di cui abbiamo parlato ampiamente nella prima parte della nostra diretta. E allora saluto subito e ringrazio per essere con noi. Buongiorno ad Andrea Causin di Noi Moderati, buongiorno ad Alberto Cocco di Unione Popolare, buongiorno ad Annalisa Annalin di Più Europa.
Buongiorno, non vedo in questo momento Andrea Causin, ma probabilmente si starà collegando, e allora inizio subito per Cavalleria con Annalisa Nalin e chiedo subito a tutti e tre questo che è anche un po' il tema del nostro sondaggio. Ne approfitto se la regia riesce a seguirmi anche per rimandarlo in onda. Noi oggi ai nostri telespettatori chiediamo se andranno a votare, perché pesa l'incubo astensionismo. Vedete i numeri in sovrimpressione, l'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. Allora Nalin, poi Cocco e poi Causin, l'astensionismo pesa, è pesato nelle amministrative e rischia di essere davvero la grande incognita anche di questa tornata elettorale. Nalin, parto da lei. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Certo, l'astensionismo è la grande domanda, no, di che cosa succederà se le forze politiche riusciranno a convincere i cittadini. Ecco, noi di Più Europa diciamo che qualsiasi scelta facciano, il nostro veramente suggerimento è dire andare a votare, perché anche il non voto di fatto è una scelta importante, perché chi non voterà si troverà a subire le scelte di chi invece ha votato. Quindi è molto importante che i cittadini esprimano la loro preferenza per un partito, per una coalizione, per dei programmi, per dei contenuti. Certo, questa è una campagna elettorale difficile, anche ingrata. Noi di Più Europa siamo stati forti sostenitori del governo Draghi e quindi pensiamo che sia stato veramente un grosso male per l'Italia, di fronte a tutte le emergenze che abbiamo, dover costringere i cittadini ad andare alle urne e votare un governo che comunque per quanto quello che uscirà dalle urne o riproporrà Draghi o difficilmente sarà un governo così credibile e con l'autorevolezza internazionale che ha rappresentato invece il governo Draghi. Adesso abbiamo questo governo dimissionario, quindi con dei poteri limitati. Immagino che poi parleremo di energia, dei problemi dei costi, del gas e via dicendo. E quindi questo governo è stato adesso di fatto, come si dice, impoverito, è stato reso più debole nei confronti delle trattative che dovremo fare adesso a livello europeo. Quindi per tutti i cittadini, pensate, è vero che anche il non voto è un diritto, ma nel momento in cui si decide di non votare, si decide anche di lasciare agli altri la scelta per chi ci guiderà in futuro, e poi sarà più difficile lamentarsi, perché chi non esercita il diritto dovere di voto poi francamente si lamenterà, ma si lamenterà anche per la propria scelta del non voto, e quindi di tenersi fuori, di sottrarsi ad un confronto così importante, dove si fronteggiano due fronti, noi della coalizione del centro-sinistra liberal democratici. Noi siamo per una società aperta, per una società europea, per il modello occidentale. Non altrettanto possiamo dire nei confronti della coalizione rappresentata dalla destra di Giorgia Meloni, di Salvini e di Silvio Berlusconi. Saluto Andrea Causin, ho visto che si è collegato. Buongiorno, ben ritrovato. Non so se ha sentito la domanda che ho posto, che sto ponendo a voi tre, relativa la prima domanda è relativa al rischio astensionismo, che è un po' il tema anche del sondaggio che abbiamo proposto ai nostri telespettatori. Abbiamo sentito Annalisa Nalin. Alberto Cocco, questo rischio astensionismo lo sente presente, palpabile? Allora, intanto chi sente il rischio astensionismo sono quelli che l'astensionismo l'hanno costruito in questi anni, in cui hanno dimenticato quella che era la rappresentanza e si sono impegnati semplicemente a portare avanti politiche sempre e soltanto appunto volte ad allontanare la gente dalla politica. Perché io ricordo che negli anni 90 i partiti che adesso sono al governo dicevano che il 90% degli elettori non era una percentuale degna di un paese democratico, e in questi anni hanno operato per allontanare la gente dalla politica, perché
perché il controllo della gente della politica faceva paura. Noi non abbiamo paura dell'astensionismo, perché noi siamo già rappresentati nei territori, noi portiamo avanti la logica della rappresentanza dei territori, quindi la paura dell'astensione ce l'hanno loro. Noi piuttosto siamo coloro che rimotivano questa rappresentanza e rimotivano quelli che in questi anni hanno lottato, hanno lavorato sui territori a creare una rappresentanza che sia del 90% degli italiani e non di quel 10% che adesso governa e che non vuole la rappresentanza. Quindi per noi non è un problema l'astensionismo così come lo pongono gli altri, perché gli altri hanno lavorato per l'astensione, hanno costruito l'astensione, hanno allontanato la gente dalla politica con le loro politiche, con le loro azioni, con azioni appunto volte a garantire gli interessi di imprenditori, di industriali, di grandi gruppi finanziari, anche se volete di qualche settore del territorio, ma sempre e soltanto all'interno di logiche appunto di una rappresentanza elitaria per pochi, no? Riempiendosi la bocca di parole sulla rappresentanza dei territori, sulla rappresentanza della gente, sul popolo. Quante parole sul popolo sono state spese, sulla popolazione, riempiendosi tutto questo e nella realtà perseguendo sempre logiche privatistiche, logiche di profitto, logiche di annullamento e di cancellazione dello Stato sociale, che sono quei principi della democrazia e della partecipazione. Perché avere una sanità pubblica, avere una scuola di Stato significa costruire democrazia e partecipazione. Smantellare la sanità pubblica, smantellare la scuola pubblica, smantellare i trasporti pubblici significa creare distanza tra il cittadino e la politica, significa annullare la democrazia. Non è un caso se noi in questi anni, ultimi anni, parliamo di una perdita di forza del principio democratico. Non è un caso, non è un destino questo che si è costruito. Si è costruito nel corso del tempo e adesso quei partiti che hanno costruito questo destino ci dicono che bisogna contrastare l'astensionismo. Ma viva Dio, prendete atto che avete vinto e dite non andate a votare e allora lasciate che quelli che non votano votino chi li rappresenta realmente, cioè noi. Ecco. Andrea Causin, una disaffezione verso la politica? Io direi neanche tanto, perché se pensiamo ad altri paesi occidentali dove c'è molta più gente che non va a votare, in Italia ancora sia alle amministrative ma anche alle politiche c'è una buona percentuale di partecipazione al voto. Andare a votare o non votare è una scelta soggettiva e chiaramente se uno va a chiedere oggi a una persona perché si astiene, perché non va a votare, dice perché ho la sensazione che anche se voto poi il mio voto non conta niente. Questo è sicuramente un ragionamento populista. Il voto è sempre uno strumento attraverso cui una persona può incidere nel cambiamento ed è per questo che ci sono le liste, ci si candida, ci sono i partiti, c'è la democrazia. Io credo che nel nostro paese si sia fatto negli ultimi anni anche un pessimo servizio, cioè si sia rappresentata la politica in modo sbagliato, scorretto, prendendo anche dei casi sicuramente di mala politica e facendoli diventare l'immagine di quello che era la vita delle istituzioni. Ecco, su questo c'è una responsabilità collettiva che riguarda la stampa, che riguarda il mondo della politica stesso e c'è secondo me anche una sensazione a volte che ci si possa occupare di altro invece che di politica, no? Per esempio io ho tantissimi coetanei, io sono dei primi anni 70 che hanno fatto una scelta rispetto alla professione, rispetto all'impresa, considerando la politica sicuramente non un luogo adatto all'impegno. Io per esempio 25 anni della mia vita, non mi vergogno di dirlo, ho sacrificato l'attività, ho sacrificato la famiglia, un sacco di cose per fare attività politica, ma è stata una scelta di passione. Altri amici magari molto più bravi di me che avrebbero fatto politica meglio di me invece hanno fatto gli imprenditori, i professionisti, i medici, ecco, quindi è la società che è cambiata. Comunque se andassi a votare il 65-70% saremmo molto di sopra di altri paesi democratici, sarebbe un grande risultato. E allora
riparto da lei perché uno dei temi di cui si sta dibattendo in questo momento è la flat tax, che è stata anche al centro del sondaggio presentato ieri sera, e quello che chiedo è a voi tre: è attuabile? Sì, no? E se fosse attuabile, con che modalità sarebbe da attuare? Causin, poi riparto, anzi Cocco, poi Causin e poi Naolin. Cocco, flat tax. Sì, anche questa è una delle clamorose, no, buttade che fa il centrodestra regolarmente e periodicamente, perché no, nasce e si presenta Forza Italia proprio con la flat tax e la propone. Tra l'altro noi una sorta di flat tax l'abbiamo già, perché siamo un regime forfettario che prevede già alcune situazioni, ma loro sanno benissimo che non la possono attuare. Non la possono attuare perché, se si vanno a vedere il rapporto del MEF, che ne dica Siri, che ne dicano i leghisti, la flat tax verrebbe a costare dal rapporto del MEF 80 miliardi. D'accordo? 80 miliardi che poi da qualche parte li dobbiamo recuperare, così come dobbiamo recuperare anche i soldi che l'Europa ci darà, e ancora non ci dicono come li recupereremo, e questo è un altro tema importante. Comunque sanno che è irrealizzabile, e sanno anche che non solo è irrealizzabile, ma che penalizza enormemente i redditi bassi, avvantaggiando enormemente invece i redditi alti. Questi lo sanno benissimo, e lo sanno tanto bene che cosa fanno? Propongono dei meccanismi di correzione della flat tax. Propongono cioè di intervenire sulle detrazioni familiari con degli scompensi e con delle ingiustizie che adesso non possiamo, perché non abbiamo tempo di andare a indagare, ma le tabelle ci sono e possono essere rese anche tranquillamente pubbliche, ma con degli scompensi, delle ingiustizie che sono evidenti anche a loro. Ma il problema non è quello dell'equità, della giustizia fiscale, della progressività per loro, per chi ha governato tutti e indistintamente, guardate. Il problema per loro è quello di rilanciare, no, lo sviluppo, la produzione, la produttività. Cioè per loro il problema è quello che le imprese, no, riescano in qualche modo a creare profitto. In un mondo in cui non c'è lavoro, abbiamo una guerra, c'è stata la pandemia, loro pensano che la gente senza soldi, senza le detrazioni, possa, no, continuare a consumare. Ma viva Dio, ma come pensate di poter realizzare un aumento dei consumi e un rilancio dei consumi senza intervenire sui salari? Noi abbiamo salari che dal 99 sono fermi, che sono cresciuti dell'1 e qualcosa per cento rispetto agli altri paesi europei. La Merkel è rimasta al governo 17 anni perché ha aumentato i salari dei tedeschi, per carità. Tutto a danno degli altri europei, compresi noi stessi, questo sì, però l'ha fatto e ha aumentato i salari dei tedeschi. Adesso voi spiegatemi com'è possibile che si possa raggiungere un'equità fiscale, si possa dare voce alla Costituzione. E questo è un tema che noi teniamo a mettere in atto. Noi vogliamo l'attuazione della Costituzione, non il rispetto. Noi vogliamo che sia attuata nel suo contenuto più serio e è migliore rispetto a noi, cioè quello dell'equità sociale, della giustizia sociale. Allora, la questione della flat tax è improponibile in questa fase, lo sanno benissimo anche loro, lo fanno perché devono in qualche modo tenersi vicini gli imprenditori, tenersi vicini le imprese che rappresentano. Noi che rappresentiamo gli operai, noi che rappresentiamo i redditi medio-bassi, noi che rappresentiamo i redditi bassi, noi che rappresentiamo i disoccupati, noi che rappresentiamo quelle famiglie in difficoltà, sappiamo che la flat tax per noi sarebbe devastante e ci allontanerebbe ancora di più, no, dalla partecipazione a quella qualità della vita che noi vogliamo migliorare, ma non a parole, con i fatti. Causin, la flat tax è un'utopia? No, non è un'utopia, si può fare, poi dovremmo decidere, qui ci sarà un dibattito sulla percentuale a regime che sarà applicata, però il vero tema è che concezione c'è dello Stato. Allora, noi possiamo fare due scelte: o diventiamo tutti statali, no, come ha spiegato l'ospite prima di me,
Perché quando prima diceva servizi pubblici, no, non dice servizi pubblici, dice servizi statali, scuola statale, ospedali statali, tutta roba che viene pagata a piedi lista dalle tasse della gente che produce. Io lo dico perché in Veneto noi siamo una regione dove su 5 milioni, 1,5 milioni ha una partita IVA, fa l'imprenditore. Ecco, non è che si può pensare di sottrarre sempre la ricchezza da chi la produce, non soltanto per sé, ma anche per redistribuirla in termini di lavoro nelle aziende private e darla per pagare dei servizi che sono spesso e volentieri inefficienti e inefficaci. La gente è arrabbiata anche per questo, perché quando c'è una tassazione al 60%, quando va bene, quando non consideriamo anche tutte le imposte indirette, e questa tassazione tra l'altro penalizza l'ulteriore lavoro che si fa, perché le tasse sono più alte e a un certo punto uno dice: ma perché io devo lavorare 12, 13, 14 ore al giorno quando ho un socio al 60% che si chiama Stato, che fornisce dei servizi che sono assolutamente di pessima qualità? Io penso che quando si dice dove si devono trovare i soldi della flat tax, bisogna trovarli anche dalla riorganizzazione dello Stato. Bisogna avere il coraggio di dire che il costo di un bambino in un asilo, in una scuola materna statale è di 7.000 euro e per lo stesso servizio in una scuola paritaria il costo è di 2.600 euro a parità di servizio. Bisogna dire che per esempio la sanità in alcuni casi è giusto che sia pubblica, in alcuni luoghi è giusto che sia pubblica, in altri luoghi è opportuno che sia privata convenzionata, perché magari l'organizzazione di quel servizio fatto dal privato costa meno e risulta ad essere più efficiente. Allora io dico tasse più basse e Stato più efficiente. È una cosa talmente elementare che capiscono anche gli operai, tant'è vero che se veramente quelli di sinistra rappresentassero tutto l'elenco delle persone che hanno detto, avrebbero vinto le elezioni al 70%. E invece le perdono al 70%, perché non è che gli operai sono stupidi, non è che le famiglie a basso reddito sono stupide, non è che le persone normali che fanno un lavoro normale sono stupide, capiscono che non funziona così e capiscono che l'imprenditore non è un nemico, l'imprenditore è una persona che prende il proprio capitale, la propria vita, è un capitale di rischio, la mette a rischio e produce ricchezza per sé e distribuisce una parte di questa ricchezza con il lavoro per gli altri. Ora, queste cose lo capisce anche un dipendente, anche un operaio, anche un pensionato, anche un basso reddito. È per questo che il centrodestra in una regione come il Veneto e la Lombardia arriva al 70%. Cioè c'è qualcuno che è fuori del mondo se non capisce queste cose. Nalina. No, guardi, è talmente elementare che è una bufala, cioè qui veramente dobbiamo dircela, la flat tax è la più grossa bufala sparata in Italia dal centrodestra, a danno dei giovani, delle nuove generazioni. Concordo con quanto ha detto Causin, ovvero che, con Cocco, ovvero che il costo della flat tax arriva a 80 miliardi, così è stato stimato, e io chiedo ai telespettatori che sicuramente sono in grado di capire come è possibile che noi creiamo un buco di 80 miliardi e ci aspettiamo che nei prossimi anni l'Europa ce ne dia 124 per realizzare 124 miliardi per realizzare le infrastrutture, la viabilità, superare i gap che sono da superare nel nostro paese, sociali, economici e via dicendo. Quindi gli 80 miliardi, la flat tax, sanno benissimo che è la grande bugia del paese dei balocchi. Venghino o rivenghino, promettiamo tutto e poi quando vinceremo le elezioni ci accorgeremo che non ci sono i soldi. Le faccio un semplice esempio che è molto capibile: è come se andassimo a cena, uno si siede vicino a me, un gruppo di amici, uno si siede vicino a noi, si prende, mangia ostriche, caviale, champagne, l'altro invece prende wurstel e patatine, gli altri, e poi chi ha preso ostriche, caviale e champagne dice: beh, adesso paghiamo alla romana. Così non funziona, non va bene. Draghi era per la tassazione progressiva, questi dicono che loro erano a favore del governo Draghi, ma loro l'hanno ucciso il governo Draghi, non erano a favore di questo. Noi abbiamo nella nostra coalizione di centrosinistra Carlo Cottarelli, esimio economista, che è assolutamente contrario al concetto della flat tax. È una bugia, è una delle cose che sono irrealizzabili, non è possibile
possibile e gli elettori devono capirla, perché non è che se poi vincono Meloni e compagni vanno a Bruxelles e dicono adesso sapete che cosa facciamo? Ci date comunque i miliardi che ci dovete dare per il PNRR, ma non solo ce li date, ma noi cambiamo le regole del gioco, noi cambiamo gli obiettivi. Ma scusate, tutti sono capaci di fare campagna elettorale in questo modo? Vogliamo dircelo che l'Italia ha il maggior debito pubblico? Vogliamo dircelo che gli imprenditori hanno bisogno dei finanziamenti del PNRR e non che gli imprenditori non vogliono pagare meno tasse? Tutti vogliono incidere meno sul costo del lavoro, ma non certo promettendo questa bufala della flat tax che andrà a detrimento non solo dei cittadini, non solo dei giovani, ma dello Stato italiano, delle imprese italiane. Mettiamocelo bene in testa. Questa è una bufala come la bufala del 1 milione di alberi, ne faccio un altro esempio, il 1 milione di alberi messi in programma da Berlusconi quando l'Europa ce ne chiede 6 milioni. Allora il 1 milione di alberi non è una promessa elettorale valida, è una bufala come la flat tax. E mi taccio qua perché guardi, quando sento parlare di flat tax, io che di economia ho un background, mi viene veramente la pelle d'oca. C'è un costo del lavoro che pesa, lo abbiamo evidenziato spesso nelle nostre dirette quando parlavamo di carenza di personale, delle difficoltà di trovare personale, e spesso sentivamo proprio parlare del costo del lavoro, e quindi intervenire da un lato sulle buste paga dei lavoratori ma dall'altro alleggerire quello che è il costo degli imprenditori. Causin, riparto da lei su questo ragionamento, perché bisognerà fare proprio un ragionamento. Il nuovo governo sarà chiamato anche su questo per quanto riguarda la carenza di personale, che è un allarme che riguarda molti settori, dalle imprese al mondo del turismo, ne abbiamo parlato anche prima con gli albergatori. Sì, ci sono dei settori che sicuramente scontano un valore del lavoro molto basso. Noi abbiamo, insomma, non faccio sfoggio di conoscenza, ma insomma questa regione ci vivo, ci abito, ho molti amici che sono imprenditori. Ci sono delle produzioni che sono di grande valore aggiunto, dei settori che riescono a dare dei livelli retributivi sicuramente interessanti. Ci sono moltissimi altri settori, tra cui anche il pubblico, tra l'altro, che sicuramente non sono in grado di tenere testa alla corsa dell'inflazione, che quest'anno è stata, nonostante Draghi, intorno al 10% reale, dicono l'8%, ma saremo già intorno al 10%, tra l'altro, senza contare quelli che saranno i rincari di ottobre per il gas o per le materie prime, quelle di uso quotidiano delle famiglie. Quindi sicuramente uno dei temi, una delle sfide dei prossimi anni che avremo come centrodestra quando arriveremo al governo sarà quello di trovare le modalità perché la busta paga sia più ricca. Ecco, questo succede in due modi: sicuramente abbassando le tasse, il famoso cuneo fiscale, cioè il differenziale tra quello che è il costo totale del lavoro e il netto percepito deve essere ridotto in qualche modo. È chiaro che è un costo, però i costi vanno anche recuperati dalle inefficienze. Insomma, dobbiamo dire che noi abbiamo avuto centinaia di migliaia di persone che sono state a casa a percepire reddito di cittadinanza o i navigator, lì sono veramente miliardi spesi e buttati via da politiche di centrosinistra, dicono qualcuno anche a livello europeo, perché il reddito di cittadinanza c'è anche negli altri paesi europei, però funziona in modo completamente diverso. Questo è uno dei modi. L'altro modo è sicuramente che le imprese ritornino ad essere competitive, perché una parte della ricchezza delle imprese deve essere redistribuita in termini anche di aumento di salari. È chiaro che non si può fare per decreto, perché dopo alla fine l'imprenditore deve fare utile a fine anno. Non è che si può pensare che l'imprenditore chiuda a meno 100, meno 200, meno 300, perché ci sono anche delle modalità civilistiche che non ti consentono di chiudere in perdita. Quindi deve essere aumentata la competitività. Competitività vuol dire mettere un imprenditore in grado di fare meglio il proprio lavoro. Le imprese da quel punto di vista, se saranno in grado di produrre più reddito, una parte di questo reddito dovranno distribuirle in termini anche di maggior valore degli stipendi. È chiaro che bisogna fare una riflessione anche sul tema della contrattazione, perché sono sicuro che c'è qualche imprenditore che ci sta ascoltando e che ha magari provato a dare in busta paga qualcosa in più e magari per i contratti collettivi non ci è riuscito, no? Perché poi le regole in Italia è che paradossalmente se la tua impresa va bene, arriva il sindacato, non puoi neanche pagare di più la gente perché poi l'Italia funziona così, e questa è l'Italia oggi. Quindi bisogna liberalizzare un po'
anche il tema dei contratti di lavoro, non per penalizzare i lavoratori ma per consentire a loro di avere più reddito in busta paga. E poi chiaramente ci sono dei settori tipo i lavori agricoli, i lavori quelli sicuramente della logistica, che sono pagati veramente a prezzi che non hanno nessun tipo di dignità. Insomma, un paese serio deve avere anche la capacità di riconoscere il reddito alle famiglie, anche perché poi i soldi rientrano in circolazione e fanno andare avanti l'economia, ed è un circolo virtuoso. Ecco. Se l'inflazione a un certo punto blocca la capacità di spesa delle famiglie, il nostro paese va in blackout. Però il tema anche della flat tax, sì, qualcuno dice ma dove si trovano 80 miliardi di euro, una bufala di qua di là. Insomma, miliardi di euro i governi di centrosinistra li hanno buttati dalla finestra su tante cose. Ecco. Se invece di buttarli dalla finestra li lasciamo nelle tasche degli italiani che fanno gli imprenditori, e magari qualcuno di questi, non tanti, ma dico qualcuno, prende un po' di questi soldi e li reinveste nella propria azienda per creare lavoro, per creare produttività, io penso che avremmo fatto una cosa positiva per il paese. Nalin, c'è tutto un meccanismo da mettere in moto per quanto riguarda il costo del lavoro e non solo. Sì, sicuramente un aspetto importantissimo è quello di agire sul cuneo fiscale, su questo non c'è dubbio, ha iniziato anche Mario Draghi, ovviamente adesso è un governo che va a marcia ridotta e quindi non può incidere di più, sarà il compito del nuovo governo. Poi c'è un discorso che è enorme, una problematica enorme, che è quella che le imprese cercano profili lavorativi che a un 40% circa stimato non trovano risposta sull'offerta di lavoro, quindi c'è un cosiddetto mismatch, no? Su la mancanza di incontro tra domanda e offerta sul mercato del lavoro, e questo penalizza anche la classe lavorativa, cioè le persone che poi vanno a cercare lavoro, perché magari le imprese per certe attività, per certi compiti che non sono solamente compiti di più di alto posizionamento, come può essere laureati in ingegneria, in fisica, nelle materie matematiche, così, ma anche ruoli più specifici, dalla edilizia a chi opera appunto nella transizione ecologica e via dicendo, che chiedono delle professionalità che sul mercato non ci sono. Quindi da una parte il mercato cerca e sarebbe anche disposto a pagare di più probabilmente per certe professionalità. E poi c'è il blocco dovuto, io non direi tanto alla politica del centro-sinistra, ma al reddito di cittadinanza, che è stato voluto in quel modo lì dal Movimento 5 Stelle, che se ne deve assumere la responsabilità, ma il reddito di cittadinanza, confermo, è una misura che esiste in tutti i paesi europei e che in Italia deve trovare degli enormi adeguamenti perché è stata organizzata male. Però anche il reddito di cittadinanza, utilizzato in malo modo, ha creato un problema all'entrata nel mercato di lavoro, perché detta fuori dai denti 600-700 euro li porto a casa con il reddito, 500-600 magari me li faccio in nero, e chi è che entra a lavorare a 1.200 euro, che è uno stipendio di entrata base in certi settori? Diventa difficile. La stessa Lega, e qui faccio ancora una chiosa al centrodestra, ha detto all'inizio di questa stagione mancano 200.000 lavoratori nel settore del turismo. Ecco, mancano 200.000 lavoratori, tutto il mercato fermo. Si sa che questi lavoratori normalmente vengono da persone che provengono dall'immigrazione. Noi cosa facciamo? Facciamo la politica del blocco navale, facciamo la politica della flat tax, promettiamo quota 41 le pensioni, perché se il reddito di cittadinanza ha fatto disastri, ancora peggio è stata la quota 100 di Matteo Salvini. Quindi stiamo dando adesso sto mettendo tanta carne sul fuoco, ma per dire che abbiamo appesantito questo paese con tutte delle misure sovvenzionistiche che in realtà sono state anche clientelari per acquisire voto in certe zone d'Italia, in certi settori, accaparandosi, appunto solleticando la pancia degli elettori, e non siamo stati seri. Chi era un po' serio, ovvero Mario Draghi, ha incominciato a mettere giù le carte delle regole del gioco per operare nel sistema Europa, che ci piaccia o meno è il sistema che adesso
ci ha garantito una certa stabilità e comunque una certa forza a livello geopolitico, ecco, adesso si vuole smontare tutta questa macchina. In realtà io penso che le imprese, così come i lavoratori, non hanno il vero interesse di smontare questa macchina, ma in realtà di trovare dei correttivi e dei miglioramenti che permettano da una parte di alleggerire i costi per le imprese, dall'altra giustamente dare dei salari più in linea ai salari europei, perché diciamocelo fino in fondo, critichiamo l'Europa, ma tutti vorremmo avere i salari che ci sono in alcuni paesi d'Europa, che sono ben diversi, ben strutturati e più pesanti rispetto a quelli italiani. Coccolo, vista sorridere e scuotere la testa più volte mentre i suoi colleghi intervenivano, cosa non la convince? Allora, prima di tutto sembra che qui il centrodestra, la Lega, il Partito degli Imprenditori non abbia mai governato in Italia. Sembra che in Italia politiche liberiste di aiuto alle imprese, di sostegno, di tutte quelle cose belle che sono state dette per rilanciare l'occupazione non siano mai state fatte. Qua abbiamo avuto per 30 anni, 40 anni un governo socialista, statalista addirittura, mentre invece le politiche si presentano come la novità. La grande menzogna è che i cittadini devono imparare a smascherare è proprio questa narrazione che continuano a farci, che il lavoro in Italia costa troppo, che gli imprenditori poveretti non possono pagare adeguatamente gli operai perché hanno costi troppo alti per quanto riguarda il lavoro. Allora, la facciamo finita? Per favore, guardiamo le cose come stanno, mettetela da parte, sono 30 anni che portate avanti queste politiche, siete di fronte al fallimento totale di queste politiche, quindi prendete atto che è il momento di cambiare e di invertire rotta e di cominciare a pensare a lavorare sui salari. Perché non si può fare diversamente se volete rilanciare i consumi. Non rilanciate i consumi aumentando gli aiuti agli imprenditori e aumentando la produzione. Dobbiamo lavorare sui salari, è inevitabile che dobbiamo lavorare sui salari e allora dobbiamo introdurre un salario minimo a 10 euro, dobbiamo introdurre una regolamentazione dei contratti, abolire tutti quei contratti a tempo indeterminato che col Jobs Act sono proliferati, sono trasformati, si sono cambiati. Dobbiamo fare come la Spagna, come la Francia, dobbiamo garantire una maggioranza di contratti a tempo indeterminato, 2 tipologie di contratto a tempo determinato, come ha fatto, perché bisogna redistribuire la ricchezza, non bisogna aiutare gli imprenditori, hanno già avuto, gli abbiamo già dato, hanno dimostrato di non essere in grado di fare politiche del lavoro, politiche imprenditoriali degne di questo nome, perché ci saranno i casi sicuramente, i casi positivi, i casi in Veneto ci saranno, ma la maggior parte dei casi è di tutt'altra natura. D'accordo? In Veneto noi abbiamo proliferato e siamo riusciti a garantirci proprio in nome di, e questo mi permetta il senatore, in nome anche di politiche che hanno garantito l'evasione fiscale, che hanno garantito il lavoro nero, che sono andate a garantire sempre lo sfruttamento, che hanno garantito l'evasione in qualche altro modo di altro tipo, che non hanno mai lavorato su progetti, per esempio, di internazionalizzazione dei luoghi di produzione. Non mai ragionato, sempre piccolo e bello, mai ragionato che magari il lavoro potrebbe collegarsi anche al costo delle materie prime, potrebbe collegarsi anche alle esportazioni, no, questo si è sempre evitato di fare perché piccolo e bello, perché i nostri imprenditori vanno aiutati e con il risultato che ci troviamo adesso a presentarci come novità, d'accordo, quelle politiche che ci hanno portato proprio in questa situazione. Noi dobbiamo lavorare invece in maniera molto attenta e molto sistematica per riuscire in qualche modo a dare un salario degno anche a operatori e a dipendenti che fino a poco tempo fa stavano molto bene. Il lavoro povero deve essere annullato e parlo anche di medici. Noi abbiamo situazioni in cui gli ospedali, d'accordo, vengono abbandonati
in nome del privato, non perché il privato funzioni meglio, perché tutti sanno, mio caro senatore, che la scuola di Stato o pubblica, se vuole chiamiamola così, la scuola pubblica, però la Costituzione, mi dispiace, ancora c'è, no? Istituisce le scuole, quindi in modo corretto un costituzionalista dovrebbe dire guardi che è scuola di Stato e non pubblica. Comunque, chiamiamola scuola pubblica. Tutti sanno che la scuola pubblica funziona meglio, tutti sanno che le scuole private, tutti sanno che le scuole private, questo però lo guardi, quello che voi ma no, non è una bugia, è così. Guarda i conti, devi guardare i conti, non l'ideologia. Devi guardare i conti, la qualità del servizio e i conti. Dovete avere il coraggio di dire che la vostra è un'ideologia. Non si mangia con l'ideologia. E che la nostra è la realtà. Non si mangia dovete con avere il coraggio di dire, di smettere di mistificare la realtà. E fare i perché tutti sanno, e anche i giornalisti dovrebbero imparare, tutte le volte che si presentano i casi di mala sanità o di soprattutto quei casi in cui la scuola sembra non funziona, devono imparare a dire che sono scuole private quelle dove si maltrattano i bambini, che sono scuole private quelle dove le maestre picchiano, che sono scuole private. Dovete imparare a dirlo questo, perché nelle scuole di Stato queste cose non si verificano. Allora cita i casi, no? Devi citare i casi, se parli di una cosa devi citare i casi. Quali casi? Ce ne sono un sacco quale scuola privata? Ce ne sono un sacco in giro di scuole. Un sacco cosa? Devi fare nome, cognome e caso. Perché sennò è ideologia questa, sono chiacchiere. Ma non è ideologia, no? Adesso io come posso recuperarle benissimo in internet le denunce che sono state fatte e i programmi che sono stati fatti rispetto a scuola paritaria. Ma non è questo il punto. A parità di servizio, perché le scuole paritarie sono obbligate per legge a svolgere la stessa qualità non sto dicendo lei mi sta mettendo. E la lei mi sta mettendo in bocca parole che non ho detto. Non ho detto che non funzionano le scuole paritarie. Non ho detto che non funzionano. Non ho detto che non ho questo. Non ho detto questo, lei mi sta mettendo in bocca parole che non ho detto. Quindi lei ha detto invece queste cose. Io ho detto semplicemente che un'informazione corretta dovrebbe completare anche le informazioni e spiegare in alcuni casi se le scuole che sono oggetto di investigazione sono scuole di Stato, statali, o sono scuole private, non ho parlato di scuole paritarie. D'accordo? Allora, questa idea che comunque stavo facendo un altro discorso che era sui salari, adesso lei faccia pure quello che vuole, ma il discorso dei salari che tanti medici lasciano perché sono pagati poco, ripeto, non perché funzionano meglio, ma perché pagano di più semplicemente. E allora se noi non interveniamo in questo, è chiaro che smantelleremo la sanità pubblica, è chiaro che smantelleremo la scuola, è chiaro che i trasporti saranno sempre di più, no? Privatizzati, e questo è evidente, è logico, non possiamo pensare che non accada. Ma allora il punto centrale è: vogliamo veramente rispondere a questa logica che va solo in una direzione della privatizzazione secondo quel principio demoniaco della sussidiarietà utilizzato in tutti i modi in cui è stato utilizzato, cioè che faccia meglio chi è vicino al servizio in questo senso? Vogliamo veramente andare in questa direzione e rinunciare quindi alla democrazia, alla partecipazione, alla possibilità di una qualità della vita per tutti degna? Perché se io mi devo pagare la scuola, se io mi devo pagare la salute, se io mi devo pagare in maniera consistente anche l'abbonamento per i trasporti, se io devo pagare i libri, no? Il diritto allo studio, e vogliamo veramente andare in questa direzione? Ma che tipo di società costruiamo? Che tipo di realtà possiamo pensare che da qui a 10 anni, a 15 anni ci troviamo con le emergenze che avvengono? Causina voleva replicare, è stato chiamato in causa più volte da Cocco, se voleva replicare un attimo e poi ci spostiamo su un altro tema molto importante, quello dell'energia. Ma no, c'è poco da replicare, la pensiamo in modo completamente diverso, perché alla fine anche la questione della sanità, io vorrei dire una parola della verità ai cittadini del Veneto: la sanità privata in Veneto vale il 2% della sanità complessiva. Tanto per chiarirci, no? Perché sembra che ci sia una sanità privata che incombe sullo Stato, la sanità privata in Veneto pesa il 2%, e probabilmente se noi avessimo, come in alcune altre regioni dove abbiamo comunque servizi di qualità, una compartecipazione del servizio che consente di ridurre il costo
e consente di avere un servizio più efficiente nei confronti dei cittadini, in modo particolare per la riduzione delle liste d'attesa, io credo che non ci sarebbe nulla di male. Dopodiché io sono d'accordo solo su una cosa di quelle che dice Coccolo, che non può essere che un aiuto primario venga pagato per fare i turni e assumersi la responsabilità di metterti le mani in pancia quando fai il chirurgo, con un principio di responsabilità civile prenda 2.600-2.800 euro al mese, ecco, e quando lo stesso mestiere magari in una clinica privata viene pagato 10 volte in più, ecco. Quindi abbiamo anche nel pubblico delle professioni superiori che devono trovare la giusta remunerazione e dovremo dare anche al pubblico alcuni strumenti per trattenere la qualità migliore, perché poi gli ospedali, parliamoci chiaro, non è che sono i muri che contano, ma è la qualità del medico e dell'infermiere che ci trovi. E questo lo dico sempre anche ad un sacco di gente che anche di centrosinistra, perché poi vengono a chiedere anche a me, anche di centrosinistra, quando hanno bisogno di qualcosa, no? Non chiudete l'ospedale di un piccolo comune, poi va a dire ma che specialità ci sono in quell'ospedale lì? Non ci sono specialità, cioè, se hai un problema serio dove vai? Se hai un problema oncologico vai a Verona, se hai un problema di chirurgia polmonare dove vai? A Mestre, dove hanno fatto l'esperienza al mesotelioma. Qui ci vogliono dei grandi hub, una riorganizzazione della sanità con una giusta compartecipazione anche del privato, perché laddove il privato ha spiegato bene la parola sussidiarietà prima, l'ha spiegata veramente bene, perché ha dato Coccolo la definizione, quella che c'è sul Devoto Oli, dizionario della lingua italiana, perché se il privato può fare una cosa che fa il pubblico nello stesso modo ad un prezzo inferiore, perché non lo deve fare? Non c'è nessuna ragione perché non lo deve fare, perché poi se c'è un risparmio, questo risparmio si ripercuote anche nelle minori tasse. Nelle minori tasse vuol dire meno carico alle famiglie, vuol dire stipendi più competitivi rispetto all'inflazione. Ecco, io penso che sia anche tempo di affrontare in modo serio una riorganizzazione dello Stato in modo più efficace. Capisco che ci sono paure, ci sono timori, ma alla fine io credo che se uno Stato dal punto di vista economico ha la capacità di crescere 3-4 punti percentuali, alla fine una parte di questa ricchezza va necessariamente anche in ricadute positive sui redditi delle famiglie, che sono quelli che contano poi alla fine. Annalisa Lain, veniamo a un tema che lei ha toccato subito iniziando il suo intervento, è quello dei rincari dell'energia, ma non solo, perché anche oggi notizia del gas, prezzo del gas è 10 volte superiore ad inizio 2021, e questo in qualche modo legato alle tensioni internazionali, ma non solo. E in questa campagna elettorale sentiamo da più parti proposte di energie alternative, di fonti alternative. Qual è la soluzione? C'è anche chi butta lì il tema del PNRR per così deviare le risorse verso questo problema, questa problematica. Che cosa si può fare? Quali saranno gli interventi da attuare? Sì, grazie della domanda. Io tra l'altro mi occupo proprio di transizione ecologica e di sviluppo sostenibile. Il tema del gas e dell'energia è un tema che ha radici ben più profonde della guerra in Ucraina. Ci sono motivi strutturali, ci sono motivi di come sono organizzate le piattaforme per la determinazione del prezzo del gas, che di fatto è una commodity che arriva in piattaforme, vengono stabiliti dei prezzi che reagiscono al mercato come noi reagiremo come investitori, temiamo che la borsa vada male, facciamo crollare i titoli, pensiamo che la borsa va bene e la borsa tira perché c'è una propensione all'investimento. Purtroppo il prezzo del gas è legato anche a logiche di questo tipo. Io penso che ben faceva ritorno ancora alla politica di Draghi, aveva trovato una combinazione molto giusta tra la diversificazione diversificazione del gas, perché come sappiamo l'Italia era dipendente al 40% dal gas proveniente dalla Russia di Putin, così più o meno come la Germania, e Draghi e in questo caso anche il ministro Cingolani hanno operato bene, perché nel giro di alcuni mesi hanno ridotto la dipendenza dell'Italia rispetto appunto al gas russo di circa un 20%. Inoltre buono anche l'approccio
approccio di investire sulle rinnovabili, che sono energie pulite, non costose, di facile realizzazione, perché per fare un impianto fotovoltaico, un impianto eolico, oppure diciamo questi due che sono quelli più fattibili, più velocemente fattibili, ci basta poco. Il motivo per cui non sono stati fatti, perché sono stati bloccati dalle regioni, dalle sovrintendenze eccetera, per la questione paesaggistica. Essendo l'energia un bene primario e quindi di importanza nazionale, il governo Draghi si era mosso appunto nella combinazione, da una parte diversificazione del gas, dei fornitori che tanto ci hanno preso in giro per l'Algeria. Per fortuna che c'è stata l'Algeria ed altri paesi dell'Africa e altre, diciamo, fonti come il gas proveniente dall'America con i rigassificatori, perché questo ci ha permesso di ridurre questa totale dipendenza che avevamo dalla Russia. E in economia si sa benissimo che non si può essere dipendenti e bisogna, la prima regola è diversificare, quindi bene è stata quell'operazione. Andremo molto bene nel discorso delle rinnovabili. Io spero che le regioni, ma le stesse imprese, guardi, ci sono imprese energivore che stanno puntando adesso proprio sulle rinnovabili, stanno ricoprendo i tetti di capannoni delle loro, diciamo, edifici industriali con il fotovoltaico. Quindi dobbiamo liberarci, dobbiamo produrre energia, e l'Italia è un paese che lo può fare, sia con il solare che con l'eolico. Dopo chiaramente c'è tutto un discorso molto più impegnativo, che è quello della ricerca sul nucleare cosiddetta di nuova generazione, che ancora non è a disposizione. Quindi io personalmente mi allontano dalla posizione di Salvini o anche di Azione di Calenda che dice domani il nucleare. Non è fattibile, mettiamocelo anche qui, parliamo un po' di cose realistiche, non è fattibile. In Italia ci sono stati dei referendum, c'è comunque tutta una anche composizione del nostro territorio che renderebbe anche la costruzione di centrali difficile, e poi c'è la domanda proprio che ognuno si fa il cittadino: se tu sei a favore del nucleare ti va bene che la mettiamo all'angolo di casa tua? E perché questo è, però sicuramente la ricerca in tal senso va assolutamente diciamo incentivata, perché poco fanno quei paesi che fermano lo sviluppo. Quindi lo sviluppo nella ricerca è fondamentale. Per combattere questa emergenza, che da ottobre sarà ancora più pesante per i cittadini e per le imprese, anche qui la linea indicata, secondo me, ed era quella giusta, era quella del tetto al prezzo del gas. Tetto europeo, se possibile, ma ripeto, un governo indebolito come quello attuale non può farlo, e quello che arriverà più avanti sarà sempre molto in ritardo rispetto all'emergenza. E comunque, se non è possibile a livello europeo, creare una forma di diciamo tetto a livello nazionale, che non è una forma, tra virgolette, di sinistra di dirigere l'economia, ma è la constatazione dell'evidenza che c'è un'emergenza nazionale, e di fronte all'emergenza servono misure anche così difficili che vadano a regolare un mercato che attualmente è in mano anche a tantissime speculazioni, e questo non è innegabile, ormai lo vedono tutti, lo vedono i cittadini. Ultimo punto, e poi mi taccio e scuso anche per aver impiegato un po' troppo tempo in questo intervento, è quello di dire tassiamo, siccome avete visto, no, dovevano essere tassati gli extra profitti, in realtà le aziende ne hanno pagati pochissimi. Anche qui uno degli ultimi provvedimenti del governo Draghi è stato quello di pretende adesso creare delle multe, delle sanzioni per le imprese che non hanno dato un contributo, perché questa, ripeto, l'energia è un bene primario, è un bene nazionale, e noi dobbiamo operare per tutelare il nostro paese. Sappiamo che non possiamo creare un sistema autarchico, perché questo non esiste, non è fattibile, ma dobbiamo appunto diversificare e cercare di mettere insieme tante misure che permetteranno tutte assieme, è complesso sì, ma si deve fare, una progressiva
riduzione poi dei prezzi dell'energia, e al contempo inserire quegli aiuti alle imprese. Questi sì sono aiuti importanti alle imprese, ma anche alle famiglie che non ce la fanno, e bisogna anche differenziare tra chi davvero non ce la fa e chi invece ha delle altre capacità economiche, perché questo è uno Stato giusto, quello che non dà a tutti uguale, ma è in grado anche di differenziare dove c'è il vero bisogno e la vera necessità. Allora, ho la pubblicità tassativa, però subito dopo la risposta sul tema delle energie, delle fonti alternative con Cocco e senatore Causin. Pubblicità tra pochissimo. Rieccoci in studio, stiamo parlando dei rincari di luce e gas, delle possibili fonti alternative di approvvigionamento. Abbiamo sentito le parole di Annalisa Nalin di Più Europa, adesso la posizione, le proposte anche di Alberto Cocco di Unione Popolare e poi del senatore Andrea Causin di Noi Moderati. Cocco, a lei la parola. Sì, grazie. Allora, anche qui per quanto riguarda la questione energetica bisogna anche cominciare a chiarire anche una questione fondamentale, perché se si comprende l'aumento del gas per le note vicende, quindi è comprensibile, non altrettanto comprensibile è l'aumento del petrolio, dei costi del petrolio, a fronte invece di una riduzione dei costi, una riduzione quindi un primo intervento che dovremmo fare è quello di, appunto, come si diceva anche prima, di iniziare una lotta alla speculazione e un contrasto di tutte queste forme appunto che minano proprio la coesione sociale, perché sono costi insostenibili. Dall'altro lato dobbiamo avviare, allora, la questione emergenziale sicuramente interviene con un secondo principio, che è quello del sostegno alle famiglie, e questo è innegabile che dobbiamo aumentare, dobbiamo portarlo avanti, perché altrimenti non ce la facciamo. Quindi c'è la questione emergenziale sicuramente da affrontare, ma c'è la questione strutturale che va invece affrontata. Preso atto, come è stato giustamente detto, che se ne dica, e che se non vado errato mi corregga senatore se sbaglio, lei ha presentato addirittura una mozione, mi sembra, in questa direzione nel 2021, se non vado errato. Comunque corregga anche lei, in qualche modo rilancia la questione del nucleare di nuova generazione, della questione della fusione, e anche lì sappiamo che è questione che non è possibile lavorarci, per tutta una serie di complicazioni e di problematiche, non ultime i tempi di realizzazione. Insomma, le centrali che sono state realizzate con la nuova generazione in Francia e in Finlandia sono iniziate nel 2003 e nel 2006 e probabilmente, ma non sono certo, finiranno in quest'anno, o forse non sono ancora finite, con un aumento dei costi spropositato, perché da una previsione per esempio in Francia di 3 miliardi si è arrivata a 16 miliardi, cose insostenibili per noi. Quindi al di là di tutte le altre considerazioni lo mettiamo da parte sicuramente, e allora dobbiamo effettivamente trovare forme di approvvigionamento sicuramente alternative in questo senso. Però, e quindi noi proponiamo per esempio un tentativo, un esperimento, come è stato fatto per esempio in Pinerolo, di comunità energetiche locali in grado di assolvere determinati problemi, e così anche la questione territoriale potrebbe avere una sua risposta. Tuttavia il problema vero è che il modello di sviluppo così com'è non regge, e quindi se vogliamo fare un discorso serio dobbiamo cominciare a prendere in mano appunto il modello di sviluppo e cominciare a ragionare su questo. Cioè c'è poco da fare, non abbiamo tempo per continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto, con la speranza che in qualche modo le cose si sistemino, che si riesca a intervenire. Non c'è spazio per questo, cioè, abbiamo visto che i tempi sono ridottissimi, quindi noi dobbiamo intervenire subito in qualche modo con delle novità, delle strategie diverse.
L'ultimo elemento che noi proponiamo, anche quello, è la questione fiscale, e sicuramente la questione fiscale è importante per quanto riguarda i costi dell'energia, ma nella direzione opposta rispetto a quella in cui vanno gli altri partiti, perché fino ad oggi la leva fiscale per l'energia è sempre stata fatta per garantire finanziamenti alle imprese in qualche modo indiretti. Ecco, noi diciamo di togliere tutte quelle garanzie fiscali di detrazioni che sono state utilizzate in maniera impropria. È chiaro che vanno tenute quelle che invece garantiscono in qualche modo una produzione equilibrata e una produzione adeguata rispetto ai consumi e rispetto al nuovo tipo di società che vogliamo costruire, sulla quale dobbiamo cominciare a riflettere, non possiamo non farlo. D'accordo? E noi pensiamo che una società più giusta, più equa, abbia sicuramente, come dice il senatore, sicuramente bisogno di più Stato e meno mercato. Lo diciamo chiaramente e senza paura di essere definiti ideologici e fuori dalla realtà, perché in realtà siamo noi che abbiamo la visione della realtà, di come stanno le cose, d'accordo? Per una visione più ampia, più complessa, d'accordo? Di chi invece guarda semplicemente al particolare e ai propri interessi. Quindi è una situazione sulla quale dobbiamo intervenire, e la questione energia si combatte anche con la questione lavoro, perché si tiene insieme energia, lavoro, economia, ambiente, si tengono insieme, non possono essere scisse. Allora noi dobbiamo anche aumentare i controlli sulle aziende, aumentando il numero di ispettori e con l'assunzione di nuovi ispettori del lavoro. Dobbiamo garantire la sicurezza, dobbiamo garantire la produzione, e dobbiamo fare tante cose che vanno nella direzione che dicevo, di un nuovo modello di sviluppo. Senatore Causina, lei la chiusura. Beh, diciamo che il caro energia, ma che è sotto gli occhi di tutti, nel senso che quando negli ultimi mesi la gente è andata a fare la benzina o il gasolio per la macchina, oppure ha pagato la bolletta dell'energia elettrica o del gas, si è accorto che un mondo dipendente dagli idrocarburi per un paese come il nostro, che non è autosufficiente, non è una modalità sostenibile. E questo è accaduto anche perché il nostro paese, e qui non è colpa né del centro-sinistra né del centro-destra, ma colpa della politica che guarda sempre alla punta dei piedi, il nostro paese si è trovato in questa situazione di emergenza senza un piano energetico nazionale. Se uno prende oggi il nostro piano energetico nazionale, c'è scritto solo che noi dobbiamo ridurre le emissioni di anidride carbonica, di CO2. Invece, in tutta evidenza, il tema dell'energia è forse uno degli elementi di maggiore quotidianità della vita familiare, della vita delle imprese, della competitività di un paese. Allora, ci sono alcuni temi. Innanzitutto le estrazioni. Noi oggi estraiamo meno del 3% dai giacimenti nazionali. Noi abbiamo giacimenti di gas e anche di petrolio in Calabria e Basilicata. Estraiamo poco e negli ultimi 2 anni abbiamo estratto ancora meno, perché ci sono una serie di vincoli, di timori, di attenzioni all'ambiente che sono più anche questi su base ideologica che non su base reale. Quindi il nostro fabbisogno, cioè la produzione interna, risponde soltanto al 3% del nostro fabbisogno. Poi noi abbiamo una grande produzione di energia elettrica che produciamo con idrocarburi. Guarda un po', bruciamo petrolio, gas, carbone, legna per produrre energia elettrica. Il gas dov'è che lo compriamo? Lo compriamo con le pipeline, perché non vogliamo i rigassificatori, no? E l'Italia e alcuni partiti non volevano i rigassificatori, quindi tu il gas non lo puoi comprare d'estate quando costa meno e lo puoi stoccare, perché se non hai i rigassificatori non lo stocchi. Allora io penso che il tema del nuovo piano energetico nazionale è complesso da una parte, ma è anche molto semplice. Allora, bisogna aumentare la produzione nazionale di gas e petrolio. 2, bisogna fare un piano nel giro di 5 anni per avere almeno 5 rigassificatori che consentono di avere una provvista d'estate quando il gas naturale costa meno. 3, immagino che siano tutti quanti laureati in fisica nucleare i miei interlocutori, però io dico semplicemente 2 cose. Il primo è che l'ENI, che è la principale azienda italiana, oggi sta investendo 4 miliardi di euro e ha il 51% delle quote di una società, il MIT di Boston, che sta facendo la ricerca sulla fusione nucleare, unica al mondo, che è vero che ha un'applicazione di 30 anni, però 30 anni fa non eravamo collegati in Skype, 30 anni fa
Io mi ricordo quando ho iniziato a lavorare, mi hanno dato il primo fax davanti, mi sembrava uno strumento del demonio, no? Allora, 30 anni nella vita dell'umanità, in un tempo moderno, sono chiaro che io forse 30 anni ne avevo 80, non so neanche se ci sarò, però se oggi avrò preso una decisione che consentirà di avere uno strumento di produzione energetica sicuro, che ha una grande resa e magari non ha il problema delle scorie, come la fusione nucleare, che non è la fissione di nuova generazione, per esempio, se noi potessimo fare una scelta in questa direzione, sarebbe una scelta sicuramente importante. È chiaro che è un percorso completamente aperto, è progressivo, però veramente la cosa che noi dobbiamo fare dal giorno dopo in cui ci insedieremo come governo sarà quello di mettere in mano il piano energetico nazionale senza condizionamenti ideologici, e sapendo che il tema della competitività è un tema da cui non si può prescindere. Dopodiché, se qualcuno vuole la decrescita felice, lo invito a fare legna a casa mia, cioè nel senso che ci possono essere le comunità energetiche, ci sono tante cose di questo tipo. Anch'io utilizzo gran parte delle risorse naturali, per esempio, per efficientare casa mia. È una scelta che abbiamo fatto come famiglia, però non tutti quanti sono nelle condizioni di farla. Su questo veramente c'è una cultura anche del risparmio, cioè il primo mezzo di produzione dell'energia è il risparmio energetico, quindi ben vengano anche tutti i lavori. Anche il tema dell'incentivo del 110 è interessante dal punto di vista metodologico, perché consente di efficientare una casa. Poi tu non puoi andare alle imprese o a un privato a dire che lo Stato ti paga tutto, perché sennò i prezzi vanno al doppio, quindi anche quella roba lì va sicuramente messa a posto. Però anche il tema dell'ammodernamento del nostro patrimonio immobiliare è un tema sicuramente interessante, che è l'altro aspetto del piano energetico nazionale, perché se noi abbiamo meno necessità di riscaldamento, meno necessità di aria condizionata, abbiamo più efficienza nelle reti idriche, più efficienza nelle reti di calore. E ultima questione, vorrei ricordare che c'è anche un tema normativo, facendo un esempio concreto. C'è un'azienda che nel Veneziano ha realizzato alcuni anni fa un impianto da 1 megawatt di produzione di energia elettrica con biomassa. Traduco per i non addetti ai lavori, che si bruciano le rimanenze, gli alberi, gli sfalci, e attraverso la combustione si produce energia elettrica. Ora, per legge nazionale, quel calore viene disperso in aria. Quel calore dell'impianto di 1 megawatt consentirebbe di fare il teleriscaldamento, cioè di portare il riscaldamento a casa di 2 comuni che sono limitrofi, che sono 2 comuni dove ci sono 15.000 nuclei familiari, e quindi praticamente dare caloria gratis, però per legge quel calore lì viene disperso in aria. Ecco, io penso che vada messo mano anche in modo molto forte anche al tema legislativo, perché ci sono delle incongruenze normative che secondo me non hanno a che fare né con l'ambientalismo, non hanno a che fare né con l'ideologia, hanno a che fare con norme scritte male, e qui è sempre colpa nostra, chiaramente, che siamo legislatori, ma ci vuole un po' più di attenzione perché le cose si possono rimettere in ordine. Grazie senatore Andrea Così di Noi Moderati, grazie ad Alberto Cocco di Unione Popolare, grazie ad Annalisa Nalin di Più Europa. Questi alcuni, ma sono tantissimi i temi che infuocheranno questa campagna elettorale da qui al 25 settembre. Grazie a voi tre, grazie a voi da casa per averci seguito. Naturalmente appuntamento a partire dalle 18:30 questa sera con le edizioni dei nostri telegiornali. Grazie, buon pomeriggio.